Libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Radio 7, la settimana politica di Radio Libertà. Conduce Pier Vittorio Scimia. Buongiorno e ben ritrovati sulle magiche onde di Radio Libertà per una nuova e ricchissima puntata di Radio 7. Qui parla Pier Vittorio Scimia, affiancato in regia dallo strepitoso Giulio che vi saluta. E come forse avete già letto dal post della pagina Facebook della radio, passeremo quindi a fare questa rassegna stampa un po' più concentrata, perché dopo vi faremo sentire anche gli interventi del ministro Alessandra Locatelli proprio sul tema degli incentivi fiscali per la natalità, e poi anche le interviste per lo speciale cinema sul Bustarsizio Film Festival, e nell'ordine proprio gli interventi all'assessore leghista alla cultura nonché vice sindaco sempre di Bustarsizio Manuela Maffioli, e poi al direttore artistico del BAF Steve Della Casa, quindi poi anche all'attore Andrea Bosca, che ha interpretato il ruolo proprio di Marco Pannella nel docufilm incentrato proprio sulla figura dello storico leader radicale, il docufilm che appunto si intitola Romanzo Radicale, e Andrea Bosca ha ricevuto proprio il premio Kimitex BAF 2023. Queste sono le interviste che, vi ricordate, non eravamo riusciti a mandare in onda la scorsa puntata, date le tantissime chiamate, e naturalmente grazie ancora a voi proprio per la vostra partecipazione così entusiasta. Quindi subito dopo rassegna stampa e questi interventi, il consueto filo diretto con gli ascoltatori, per cui intervenite poi come sempre allo 02 9294 7222, oppure mandate messaggi WhatsApp, zappe come dice Tonino Danna, al 346 64 27756. Nella seconda parte di Radio 7 invece l'intervista in collegamento con il nostrissimo Maurizio Bolognetti, con il quale ovviamente non potremo non commentare proprio questa docufiction su Marco Pannella, e infine l'intervista all'europarlamentare Antonio Rinaldi proprio sul tema delle nuove regole per il patto di stabilità. Potete seguirci sempre dal canale 252 del digitale terrestre e dal canale digitale della Radio DAB, e poi le pagine Facebook della Lega, di Radio Libertà, il sito internet della radio e ovviamente tutti i nostri canali social, quindi Twitch, YouTube, e poi anche l'app nostra proprio di Radio Libertà, sia per Android che per iOS. E allora io direi di partire con questa rassegna stampa. Adesso vi riapro qui l'edicola digitale, vediamo se mi riconsente sempre di fare poi questo allargamento. Ecco qua, perfetto. E allora andiamo con Libero, vediamo se c'è la condivisione, credo di sì, perfetto. Allora vedete, bufale rosse taroccano i sondaggi.
giovani soldati ucraini fatti prigionieri e decapitati mentre un russo filmava compiaciuto la scena. Pensi per un attimo ai 50.000 civili morti sotto le bombe lanciate apposta su case, scuole, ospedali, e se a quel punto proprio non riesce a sputare in faccia a chi lo ha invitato perché teme di fare la fine di un cantante ucraino, almeno abbia pietà di noi e non parli dell'Italia, non canti in nome nostro. Poi torniamo invece sulla parte qui di destra della prima pagina di Libero, su sparisce il reddito di Grillino e la sinistra izza le piazze, il PD provocazione, Mattarella priorità e lavoro. Questo è l'articolo di Tommaso Montesano. La parola della settimana ovviamente è il lavoro, questo di Massimo Arcangeli, domani appunto 1° maggio. Cresce il PIL, aumenta il disagio. Bimba buttata come un rifiuto nella Milano di lusso e moda. Un altro veramente scandalo. Questo è l'articolo di Simona Bertuzzi. E non è più Milano, non quella che ricordavamo. Delle strade in cui camminavi sicuro che nulla accadesse. E invece succede questo, del centro che era scintillante ma traeva linfa vitale da periferie laboriose. Poi Santini, Bagno Piero, da balneare dico vogliamo pagare ma non rovinateci, l'articolo di Francesco Specchia. E come sapete, no, il rischio è proprio di un'applicazione stringente della direttiva Bolkestein, ma la Lega si è impegnata e si è impegnata anche a tutelare e rinviare l'applicazione anche per gli ambulanti. Vi ricordate poi la scorsa settimana ne avevamo parlato anche con Bitonci, c'era stato questo intervento di un radioascoltatore. Il fondatore di CL visto da Feltri, Don Gius vive ancora, provate ad ascoltarlo. Appunto Vittorio Feltri torna in libreria una nuova edizione, il libro di Don Luigi Giussani, più famoso, Il senso religioso, che sono 220 pagine e 10 euro, quindi sicuramente un testo da tenere sempre a portata di mano. Il nuovo libro poi di Bruno Vespa su le corna, i soldi, le liti, la verità sui Kennedy. Ogni volta che Jack rientrava, Jackie lo accoglieva guardandolo dritto negli occhi. Lui sapeva che lei sapeva. Jackie taceva per amore, per educazione, per stile e perché così si fa. Jack era innamorato, non si saprà mai. E poi invece per quanto riguarda la trattativa tra Stato e mafia, tutta la storia, ecco, da Travaglio a Ingroia, l'indice della trattativa. Questo di Filippo Facci, dizionario minimo per capire qualcosa sul defunto processo trattativo per continuare legittimamente a non capirci niente. Beh, anche perché giustamente si è fatto notare che poi tutti quei PM, quei magistrati che hanno sostenuto quell'ipotesi, no, della trattativa Stato-mafia, poi con quel teorema accusatorio non hanno trovato nulla, e mentre magari i magistrati meno famosi poi hanno permesso l'arresto, per esempio, di Matteo Messina Denaro. Meno famosi nel senso che avevano ottenuto, no, meno visibilità sui giornali proprio perché non erano stati titolari di inchieste, se vogliamo, così chiassose, così rumorose. Invece io direi adesso di vediamo se da qui mi fa aprire anche la prima pagina del giornale. No, allora ritorno qui, andiamo magari sulla Verità, aspettate che sta caricando, perché così magari analizziamo, consultiamo le prime pagine delle testate di Aria e poi magari approfondiamo nel tempo che ci rimane. Però vedo che c'è questo piccolo inceppamento, allora facciamo così, apriamo la Verità, eccola qui, e vi condivido appunto, cioè lo schermo è già condiviso, ma ve lo allargo. Allora, vedete l'agenzia di collocamento del Movimento 5 Stelle, le nuove poltrone dei grillini, non solo Di Maio, l'ex sottosegretario di Stefano sparato nello spazio a 17.000 euro al mese. Un'azienda visitata quando era al governo, ora lo paga dal Delaware, appunto sapete, uno stato degli Stati Uniti. A buona fede in carico con gettone da 3.000 euro. Questo è l'articolo di Giacomo Amadori, quindi da ex anticasta a navigator di se stessi. E poi l'articolo di Francesco Borgonovo che spiega tutta la rete di Soros, ONG, soldi e uomini, così Soros negli anni ha messo le mani sui diritti di tutta Europa. L'articolo poi l'editoriale di Maurizio Belpietro, non molto onorevoli, cittadini, no, furbini a caccia di guadagni. Più che cittadini avrebbero dovuto farsi chiamare furbini. Infatti uno dopo l'altro, una volta cacciati da quel Parlamento che intendevano aprire come una scatola di latta, deputati e senatori eletti con il Movimento 5 Stelle stanno facendo di tutto per tornarci e quando questo non è possibile si intrufolano negli uffici annessi. Questo segue a pagina 3.
Poi vediamo qui sulla parte di destra il taglio dell'aula, dietro il guaio sul voto del DEF c'è una riforma fatta coi piedi, e qui la critica dura di Paolo Del Debbio. Sapete, no? Erano mancati dei voti, la stessa Meloni aveva protestato per il voto del DEF, e quello che ha combinato il centrodestra va sotto la categoria cialtronata. Dice la Treccani che il cialtrone è una persona arrogante e poco seria, trasandata nell'operaio, che manca di parola nei rapporti. L'articolo poi di Daniele Capezzone: comanda Landini, sì alle tasse, no agli stipendi. Il 1° maggio per la sinistra, una sinistra smarrita e senza progetto che si affida alla leadership di Landini, che però non sa andare oltre 3 critiche surreali contro il governo. E poi l'articolo di Giorgio Gandola sui media grotteschi: non scomunica il cattivo Orban, Francesco viene censurato. Dicevamo da applausi questo intervento di Papa Francesco, e oltretutto appunto in presenza proprio di Orban, no? Del sovranista Orban, sempre accusato di essere il dittatore, il dictator, ecco. Oltretutto lo stesso Papa Francesco è intervenuto pesantemente proprio su questa voce messa in giro, no? Secondo cui addirittura Wojtyła uscisse, no? Per frequentazioni pedofile. Veramente vergognosa quella voce, fatta partire poi dal fratello di Silvia Orlandi, e Bergoglio l'ha definita una cretinata, giustamente. Quindi l'articolo, dicevo, di Gandola. Vi ricordate il nostro ospite invece proprio per parlare di Papa Benedetto XVI, dopo che appunto il pontefice era morto. Nero su bianco: non serve l'armocromista per cogliere la potenza evocativa delle parole di Papa Francesco a Budapest, quel richiamo all'Europa che ha perso l'anima e che si è ridotta a essere una realtà fluida, se non gassosa. E poi il testo dell'allora arcivescovo, proprio a proposito di Don Giussani, perché il Papa alle prese con Don Gius mi ha reso un cristiano migliore. Questo, pensate, proprio l'articolo di quel momento, no? Di Jorge Mario Bergoglio, quando era appunto arcivescovo. Quando ho tenuto la conferenza sulla quale si basa questo testo, in occasione della presentazione nell'edizione spagnola del Senso religioso, non ho compiuto un gesto di protocollo formale, e neppure ciò che potrebbe apparire come una semplice curiosità scientifica davanti a un'opera che sviluppa un tema con una messa a fuoco dell'esposizione della nostra fede. E invece poi, vedete, questo a proposito del controllo dei social, e magari anche su questo vorrei poi porre una domanda al nostro ospite Maurizio Bolognetti, proprio per il tema, no, della nostra informazione, se sia libera, ricollegandoci ovviamente a tutte le battaglie anche di Pannella per un'informazione libera. Con la scusa dei social ci controllano i conti. Qui invece il controllo non è dell'informazione, ma proprio dei conti. I governatori delle banche centrali di Olanda e Francia, preoccupati dalla velocità delle fughe di capitale innescate da voci su internet, chiedono di rafforzare i test, un rischio che va ad aggiungersi al rialzo dei tassi. Questo di Camilla Conti. I governatori delle banche centrali di Francia e Olanda chiedono di rivedere le norme sulla liquidità con la scusa del panico innescato dai social. Il tutto alla vigilia del nuovo aumento dei tassi che verrà comunicato dalla BCE il 4 maggio. E poi l'articolo di Pelanda, qui credo ci sia un refuso, Calo Pelanda, sì, no, di strategici: all'Italia serve un cervello tra ministeri che aumenti il quoziente intellettivo del paese, il QI. E da quando agì come consigliere per gli scenari globali di Francesco Cossiga, chi scrive invoca una maggiore dotazione di potere cognitivo nelle istituzioni italiane. In particolare, da quel punto di osservazione aveva notato le grandi competenze di singoli individui e uffici, ma evidentemente manca questo sorta di cervellone di raccordo. Poi chiudiamo appunto con sempre dalla prima pagina della Verità, appunto lo shock a Milano dopo lo stupro. Vi ricordate, stazione centrale di questo irregolare che stava lì, oltretutto con diversi alias, e bisogna oltretutto prendere atto, registrare il silenzio assordante della sinistra, no? L'ennesimo caso di gravissimo reato commesso da un clandestino, una rappresentante di quella categoria, no, che viene così coccolata dalla sinistra. Quindi shock a Milano, dicevo, dopo lo stupro la bimba morta. Questo è appunto il riferimento alla neonata che è stata abbandonata nel cassetto. E poi l'articolo di Marcello Veneziani proprio su Craxi e i 30 anni dell'agguato a Rafael. Le monetine su Craxi ai corrotti ci hanno regalato molti burattini.
Vi ricordate, noi questo tema poi l'avevamo approfondito proprio parlando del libro di Salvatore Di Bartolo e di Marco Spada, cioè La falsa rivoluzione, quella di Tangentopoli, proprio con anche l'intervista a Daniele Capezzoni che aveva curato la prefazione di quel testo. E allora scrive Marcello Veneziani: il 30 aprile di 30 anni fa cominciò l'assalto del popolo al palazzo. Fu a Roma, davanti all'Hotel Rafael, quando una pioggia di monetine colpì l'omone che rappresentava anche fisicamente il potere. Bettino Craxi era probabilmente il miglior politico del tempo e il più efficace modernizzatore e riformatore dell'Italia. E allora direi di chiudere qui, bisognerebbe veramente poi entrare, no, nel merito, in medias res di tutti questi articoli, riprenderli e andare a approfondire, no, le pagine interne, però davvero il tempo vola, allora facciamo così. Io magari ritorno indietro così vediamo ancora altre prime pagine, ad esempio del Tempo, per rimanere nella nostra area, diciamo, di riferimento politico. Ecco qui, vediamo se riesco a farvelo zoomare bene. Sì, emergenza immigrazione e protezioni sinistre. Ivoriano accoltella poliziotto, era in Italia con il permesso che il governo sta per abolire, quello della protezione speciale. Ecco, per rimanere sempre in tema, no, di reati gravissimi che sono commessi da questi sbandati che dovrebbero fuggire dalle guerre, ma che poi alla fine la guerra ce la portano a casa nostra. L'era dei soggiorni facili finalmente è terminata. Martedì il decreto sarà in aula, eppure la CGIL vorrebbe 150.000 migranti in più l'anno per la carenza di lavoratori. Il 23enne ivoriano che ha ferito un poliziotto a Palermo è in Italia con un permesso di soggiorno per protezione speciale. L'istituto è diventato di fatto una sanatoria e martedì atteso alla Camera il provvedimento che punta a restringerlo. Intanto la CGIL chiede 150.000 migranti in più l'anno per far fronte alle esigenze del lavoro e del calo demografico. Poi il vocabolario consigliato, questo di Luigi Bisignani, Fratelli d'Italia e le parole da evitare. Caro direttore, a meglio parola è quella che non si dice, insegnano a Napoli, oggi in gran fermento per lo scudetto. Nel 94 l'esuberante Silvio Berlusconi regalò ai suoi azzurri il kit del candidato. Oggi Meloni dovrebbe pubblicare per i suoi ministri e dirigenti un corso accelerato di buona condotta politica. E questo è in riferimento ovviamente alle tante uscite, chiamiamole bislacche, che comunque poi hanno creato polemiche, hanno sollevato un sacco di critiche. Oggi alle 12:30 a San Siro c'è Inter-Lazio, dopo il pareggio all'ultimo del Milan, il Milan del nostrissimo capitano Matteo Salvini, è stata veramente una gara, insomma, da cardiopalmo. Poi vediamo turismo, ponte 1° maggio, città sold out, verso il tutto esaurito nonostante i prezzi siano volati alle stelle. Per quanto riguarda invece poi lo streptococco, farmaci introvabili, questo con il picco dell'infezione amoxicillina, impossibile da acquistare nella capitale. Anche qui vedete Tempo, che comunque è un giornale con la redazione principale ovviamente a Roma, la notizia di questa neonata ritrovata morta nel cassonetto qui a Milano. E poi commenti, Paragone che scrive: l'esecutivo adesso rilanci su merito e opportunità, Mazzoni secondo Bianconi patto di stabilità e PNRR saranno un'altra stangata, e ovviamente poi di questo patto di stabilità parleremo tanto proprio con il nostro ospite, approfondiremo il tema con l'onorevole Rinaldi. La retorica dell'assedio UE al centrodestra, questo di Santi Bailor. L'Europa assedia Meloni, titolava ieri il quotidiano La Repubblica a proposito della ratifica del MES, ma la retorica dell'assedio al governo italiano di centrodestra è da tempo più di un semplice titolo giornalistico, perché sintetizza la narrazione di gran parte delle opposizioni, pronte a scomodare l'Europa per mettere nel mirino l'esecutivo. Passa il tempo, ma il copione è lo stesso. Superato il 25 aprile le polemiche sul fascismo che la destra del 2023 dovrebbe, dicono le opposizioni, condannare, cosa che la destra italiana e democratica ha fatto da tempo, adesso ovviamente, aggiungo io, questo segue a pagina 9, parte questa retorica, no, secondo cui noi saremmo a rischio di commissariamento, saremmo sotto la lente di investigazione. Sta di fatto però che queste nuove norme rischiano, no, di colpire, e vedremo infatti poi quali potrebbero essere le proposte, tra cui quelle per esempio di esentare, come proponeva Giorgetti, anche questo vorrei chiedere poi al nostro ospite Rinaldi, di esentare proprio le spese magari per gli investimenti del PNRR o le spese per gli aiuti militari a Kiev, di non conteggiarli, no,
in questi calcoli proprio per i vincoli che saranno probabilmente riscritti. Vedremo poi come proseguirà anche qui, no, la riforma e soprattutto quando entrerà in vigore, se già dal 2024 questa nuova normativa, questa riscrittura del patto di stabilità. Io direi di andare sulla prima pagina a questo punto del giornale, così magari chiudiamo questa area di centrodestra e vediamo, ecco qui si sta aprendo, sì, no, ecco qua. E allora vedete anche qui emergenza sicurezza, bomba clandestini, 50.000 fantasmi a Milano, tutti questi sbandati e vorremmo chiedere a Sala, no, cosa ne pensi, che cosa sta attuando. Lo stupratore della stazione è uno dei tanti invisibili ignorati dal sindaco Sala che ora chiede controlli, gli agenti allarmi inascoltati. Poi vedete qui la pagina culturale, controcultura il filosofo Walzer, cancel culture è il volto nuovo dell'assolutismo, verissimo, anzi proprio ancora di più forse si potrebbe definire una sorta di ideologia totalitaria. Poi a Forlì 26 associazioni in piazza, ma la sinistra liberale censura il critico d'arte Langone. Questo è l'articolo di Francesco Giubilei, sapete spesso nostro ospite Radio Libertà Radio 7, Langone che aveva composto anche, vi ricordate, il manifesto della destra divina. Atteso a Mosca, Pupo invitato al Sanremo russo, scoppia il caso, lui ora tentenna. L'articolo di Paolo Giordano, eccolo qui a pagina 12. Per quanto riguarda invece, ecco, questo è l'articolo di Cristina Bassi, Marta Bravi e Antonio Ruzzo per la bomba clandestini a Milano, quindi a Milano sono 50.000 gli irregolari fantasma, la città è tra le prime mete di chi sbarca in Italia. Molti gravitano intorno alla stazione centrale come Fadil, appunto dicevamo prima, il 26enne marocchino che le telecamere hanno ripreso mentre violentava una turista. Ma infatti poi si registra anche, a parte vabbè il degrado totale lì intorno alla stazione, ma anche c'è il rischio poi di un fuggi dei turisti dagli alberghi che sono lì vicino, perché cioè se la zona è così praticamente invivibile, le persone poi, i turisti scappano e probabilmente vanno anche in altri alberghi, magari in quelli del centro, del Duomo, altre zone comunque. Il ghetto dell'illegalità di Augusto Minzolini sarà solo un'impressione, ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, come buona parte della Nouvelle Vague radical chic del PD, ogni volta che si presenta un fatto di cronaca nera che chiama in causa un extracomunitario, tenta di svicolare o peggio ne parla con fastidio. Quasi che il tema della sicurezza sia per principio un tema di destra, un feticcio agitato dai mondi contrari all'accoglienza. È una reazione sbagliata che spesso si trasforma in un boomerang perché solo un osservatore superficiale o ubriaco di ideologia non comprende il forte nesso che lega proprio la sicurezza all'accoglienza. E insomma ci sarebbe anche qui da leggere, vi leggo magari anche a questo punto la conclusione. Sono tutte esigenze che si sposano con una visione pragmatica, le esigenze, no, di regolare questi flussi di immigrazione e favorire comunque l'integrazione dei regolari, tutte esigenze che si sposano con una visione pragmatica, l'unica possibile del problema, specie in una fase come l'attuale in cui gli sbarchi si stanno moltiplicando e stanno assumendo le proporzioni di un esodo verso le nostre coste. Rimuovere tutti questi problemi affidandosi al buonismo di maniera che nel DNA di questo PD può aiutare nella retorica di salotto, in qualche talk show a sfondo progressista, nel mondo delle ONG o nelle piazze di un solo colore, in cui l'immigrazione è uno strumento per affibbiare agli avversari un'immagine razzista, ma mina nel profondo ogni politica di integrazione. E poi il ricordo proprio di Stefania Craxi, a 30 anni dalle monetine su papà la sinistra ancora giustizialista, questo di Francesco Curridori. Vedete oggi tante testate, tutte quelle che abbiamo citato per esempio, no, che ricordano questo agguato all'Hotel Rafael proprio a Bettino Craxi. E poi invece la testimonianza qui sull'inferno centrale, così i militari mi hanno salvata, la testimonianza proprio della ragazza violentata, vendetta a Palermo, protetto speciale, accoltella la gente che lo catturò. Questo di Biloslavo. Salvato dal mare a 6 mesi, il poliziotto e le coccole a Ismaele, la speranza dopo la tragedia. L'articolo di Valentina Raffa. Qui vedete il piccolo Ismaele orfano a 6 mesi tra le braccia dei poliziotti. L'incontro poi con i sindacati, Meloni difende l'Italia, Landini invece i soliti fannulloni di Bugliano e Napolitano. Giorgia Meloni supera il test della visita a Londra, ma in patria la CGIL di Maurizio Landini aizza la piazza per difendere il reddito di cittadinanza. Poi all'interno il viceministro Leo, fisco più snello e nuove strade contro l'evasione.
Chinnici passa a Forza Italia, disagio nel PD, ho preteso troppo sulla giustizia. Anna Maria Greco, e poi appunto vi dicevo Milan-Roma 1-1 e l'ultima crociata, l'armocromofobia e finti progressisti coperti di ridicolo di Gnocchi e Massimiliano Parente. E vabbè, piccola pausa, ci ritroviamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Sarà una domenica caratterizzata da un ciclone che farà decisamente peggiorare il tempo su gran parte del nostro paese, temperature stazionarie o in calo in presenza di piogge. Nella prima parte della giornata piogge e temporali interesseranno il nord-ovest, gran parte del centro, nonché la Campania e la Sicilia, mentre altrove il tempo si manterrà in genere asciutto. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore forte peggioramento dal nord-ovest verso quasi tutta la fascia adriatica e la dorsale appenninica del paese, meglio invece sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Prendilo tu questo frutto amaro di Antonello Venditti, questo è il brano che proprio dà il titolo al 13° album del cantautore romano, vi ricordate, nel 1995, e questa canzone è un adattamento in italiano proprio di Bitter Fruit di Little Steven che poi ha collaborato anche proprio con Antonello Venditti alla realizzazione di questo album per altre canzoni. In quell'album, pensate, intervenne lo stesso Carlo Verdone che suonò la batteria in Tutti all'inferno e vabbè. E è un brano ovviamente, no, con riferimenti ironici e anche un po' amari su questa seconda repubblica. Noi ovviamente invece ci riconosciamo in un grande protagonista, nei grandi protagonisti della Lega, di questo grande partito che adesso sta realizzando, no, la riforma dell'autonomia. Ci riconosciamo nel lavoro che sta svolgendo Matteo Salvini anche alle infrastrutture, e ricordiamo sempre che proprio grazie a lui, alla politica dei porti chiusi, l'Italia era riuscita a bloccare quasi del tutto l'immigrazione clandestina. Ma adesso noi facciamo così, riprendiamo la nostra parte sullo speciale del cinema, che così chiudiamo, e anche risentiamo l'intervento del ministro Locatelli, visto che aveva fatto una sorta di riepilogo proprio sulle politiche attuali del governo. In questo modo chiudiamo questa parte che, vi ricordate, non eravamo riusciti a far sentire proprio nella precedente puntata. E allora direi di fare così: prima l'intervento del ministro per le disabilità Locatelli, l'altra volta noi avevamo fatto sentire proprio invece l'intervento sulle le politiche proprio in materia della sua delega. Questo invece è un intervento che lei ci ha lasciato a proposito in generale proprio della politica del governo, degli incentivi fiscali per la natalità, e allora ve lo faccio sentire. Come ha detto il ministro Giorgetti negli ultimi giorni, al nostro Paese servirebbe una proposta shock, proprio quella che potrebbe aiutare davvero le famiglie, sostenere la genitorialità e promuovere la natalità nel nostro Paese. Si tratta di un percorso lungo perché diciamo che l'Italia ormai soffre un inverno demografico che dura da tempo e che purtroppo ha delle prospettive ancora grigie davanti, quindi dobbiamo pensare a come invertire la rotta, e giustamente il ministro Giorgetti, che si occupa di economia ma anche di crescita e del benessere di questo paese, ha sottolineato come servirebbe davvero una misura shock. Per questo io penso che già questo governo, dai primi momenti, sia con la legge di bilancio che poi con tutte le altre azioni, e presto ci sarà anche la proposta di ripensamento del reddito di cittadinanza, di sostituzione del reddito di cittadinanza, ma in tutte le sue azioni questo governo ha testimoniato la grande importanza che ha per noi la famiglia, il sostegno alle fasce più deboli e sicuramente anche la tutela della natalità e del numero dei figli anche. Quindi credo che in questo percorso, davanti a una prospettiva di governo di 5 anni, abbiamo la possibilità di ragionare davvero in un'ottica di misure che possano sostenere la famiglia, sostenere la natalità, sostenere la genitorialità. Quindi ragionando con misure armoniche che possano anche semplificare la vita davvero delle famiglie e incoraggiare le persone, le mamme, a lavorare, ma anche ad avere un ruolo, insomma, appunto, di madri, e di poter serenamente portare avanti, insomma, il carico di cura familiare, conciliando anche la propria vita lavorativa. Ecco, io credo che questo sia il piano per il futuro e ce la metteremo tutta per andare in questa direzione. Grazie quindi al ministro Locatelli, che ci ha spiegato un po' il punto, no, di tutte queste politiche del governo, e anche ovviamente ha trattato, avete sentito, il tema del reddito di cittadinanza, che sarà finalmente modificato. Adesso invece l'intervento del vice sindaco leghista di Busto nonché assessore alla cultura Manuela Maffioli, dato che lei è stata la grande protagonista di questa edizione del Busto Film Festival, vi ricordo, in cui è venuto, no, il regista Marco Bellocchio, è intervenuto il cast di Mare Fuori, il regista Davide Ferrario, che ha realizzato, ha presentato questo documentario su Umberto Eco, e vi ricordate aveva realizzato anche un documentario proprio sulla Lega delle Origini nel 91-92, lontano da Roma. Allora sentiamo Manuela Maffioli. Siamo con il vice sindaco leghista di Busto Arsizio, assessore alla cultura, grande protagonista di questa edizione del BAF che si chiude con tanti risultati, perché
nomi veramente importantissimi che hanno partecipato, dicevamo Marco Bellocchio, ma non solo, tutto il grande cast di Mare Fuori con il successo e soprattutto tantissimi contenuti. Di cosa è più orgogliosa e cosa ulteriormente si può migliorare per questa grande occasione proprio di cinema che si respira a Busto? Ma l'orgoglio deriva dal fatto che ogni edizione è un'ulteriore evoluzione e la parola contenuti è la parola chiave. Quest'anno il BAF si è occupato di tantissimi contenuti e da quelli cinematografici a quelli culturali latamente intesi a quelli sociali. L'ha fatto sempre con molta serietà, con la capacità di approfondire, di favorire la riflessione e il confronto, ma soprattutto utilizzando linguaggi diversi. E questo è stato un modo per ampliare ulteriormente il pubblico di un festival che nelle prime edizioni era percepito sempre come un festival un po' elitario, un'occasione solo per cinefili. Il BAF non è solo per cinefili, il BAF è per tutti coloro che anche solo avessero una curiosità nei confronti della settima arte, e il sottotitolo del BAF è la chiave di lettura, sguardi e punti di vista sul cinema. Il BAF è un omaggio, una settimana intera dedicata al cinema. Chiunque può avvicinarlo, può frequentarlo, può anche semplicemente goderne. Questo è il suo grande segreto e questa è la formula sulla quale intendiamo continuare a scommettere anche negli anni a venire dopo questa grande 21ª edizione. Grazie ancora Assessore, allora veramente speriamo in un'edizione ancora più bella, se possibile per l'anno prossimo. Prossimo. Grazie ancora. Eccoci rientrati, abbiamo sentito appunto l'intervento di Manuela Maffioli, vice sindaco leghista di Busto, e adesso invece sentiamo anche le parole proprio del direttore artistico del BAF, Steve Della Casa, che vi ricorderete, lui è stato anche attore, pensate, nel film Benvenuto Presidente di Claudio Bisio, perché lì interpretava proprio la parte di uno dei poteri forti insieme a Lina Wertmüller. E allora ascoltiamoci le sue parole. Siamo con il direttore artistico del BAF, Steve Della Casa, che ovviamente conoscete tutti. Si chiude questa edizione anche quest'anno prestigiosa del BAF, del Busto Artistico Film Festival. Qual è secondo lei il risultato che si è ottenuto e soprattutto anche in considerazione non solo poi della presenza di grandissimi nomi come appunto il regista Marco Bellocchio, ma anche per la partecipazione sempre così attiva e straordinaria dei ragazzi proprio dell'Istituto Michelangelo Antonioni. Beh, il Festival di Busto Arsizio nasce proprio come emanazione di tutta l'attività di cinema del comune di Busto Arsizio, quindi l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni è un momento di punta, ma lo è anche sicuramente l'attività che fanno nelle scuole e lo sono i cineforum, perché Busto è una città che ha 4 monosale che vivono proprio soprattutto grazie all'attività dei cineforum, e quindi sono particolarmente contento che quest'anno la gente sia venuta e che l'Istituto Cinematografico Antonioni sia stato valorizzato, perché proprio questo è lo scopo per cui facciamo il festival: portare la gente al cinema, portare la gente a vedere il cinema di qualità e soprattutto fare in maniera che in quella settimana ci siano tanti ospiti importanti, ma anche tante occasioni di divertimento. Siamo un festival che vuole essere popolare, il maggior successo di quest'anno è stata la presentazione di Mare Fuori, e questo è un altro segnale che va in quella direzione. Grazie mille direttore. Allora in bocca al lupo alla prossima edizione, in bocca al lupo anche a Marco Bellocchio, che avrà il suo film proprio in competizione al Festival di Cannes. Speriamo che gli vada bene, perché se lo merita. Grazie mille. Grazie ancora, alla prossima. Ecco, ringraziamo anche Steve Della Casa e adesso concludiamo questa parte proprio sentendo la voce invece dell'attore Andrea Bosca, che ha interpretato il ruolo proprio di Marco Pannella, no? In Romanzo Radicale. Di Andrea Bosca i giornali ultimamente hanno parlato proprio per il suo fidanzamento con Ambra Angiolini, vi ricordate? Però lui recentemente ha interpretato anche il ruolo di questo giovane meccanico che aiuta il pilota Baracca. Tant'è vero che poi si è parlato ovviamente anche di questa fiction Rai, e poi lo stesso Andrea Bosca, ovviamente sentiremo l'audio in cui commenta questa sua partecipazione al BAF, il premio vinto, il documentario proprio su Marco Pannella, ma anche il cortometraggio che sta presentando negli Stati Uniti, Miss Agatha, che invece racconta un caso di violenza proprio sulle donne. Allora sentiamo i suoi 3 passaggi, quindi direi prima di sentire quello proprio sulla figura di Marco Pannella e su questo documentario Romanzo Radicale.
Ciao a tutti, è un piacere essere qui. Quello che mi ha lasciato Marco Pannella è certamente il fatto che è l'ultima frase che lo aveva veramente colpito, che l'amore è la costanza dell'attenzione, che visto appunto dal punto di vista dei diritti è una cosa importante, perché se l'amore è la costanza dell'attenzione significa che il suo contrario non è l'odio ma è l'indifferenza. L'indifferenza significa non occuparsi più di questi diritti che sono stati conquistati ma che potrebbero essere tolti, e in generale non occuparsi più di quelli che sono le libertà, le uguaglianze e le fratellanze di tutti, dei problemi della gente, che erano quelli che Marco affrontava sul marciapiede facendo politica, ma discutendo con le persone, mettendo il corpo proprio e l'esperienza del vivere insieme, e poi trovando un modo per comunicare le sue idee, che era un'altra cosa molto importante che Marco faceva. Mi ha dato l'idea, mi ha dato una forza, perché mi ha insegnato anche un modo, cioè non preoccupatevi, occupatevi. Queste frasi che lui scriveva, che diceva, racchiudono come una poesia tantissime verità. Non preoccupatevi vuol dire non occupatevi prima di qualcosa che in questo momento non accade, perché non ci saranno le forze in questo momento. Le forze vi verranno quando affronterete la cosa che dovete affrontare, quando si verificherà veramente quella cosa lì. E allora occupatevi, e poi occupatevi nel senso che attraverso l'impegno in questa cosa, in ciò che voi volete, specialmente se è qualcosa che non volete solo per voi, per il vostro ego, ma per tutti, vi verranno in soccorso milioni di altre idee, forze, possibilità. Questa era la forza di Marco, che sicuramente era, come dire, l'attaccante di un gruppo, però che erano i radicali, con Gianfranco Spadaccia e tutti gli altri, che erano tutti disposti a esporsi, tant'è vero che facevano tutti il digiuno. Marco lo ha comunicato, lo ha portato anche a volte alle estreme conseguenze, però era una cosa che facevano tutti, e infatti io l'ho fatto e mi ha insegnato tante cose anche su come funzioniamo, come il nostro corpo, come la nostra idea può essere incarnata, e come senza fatica, senza sacrificio, ma con gioia di fare, di vivere, di impegnarsi, si può creare quello che il mondo che uno pensa più giusto per tutti. E mi piace questo senso di giustizia, che è un senso di una uguale possibilità per persone che non partono tutte dallo stesso punto, non hanno tutti gli stessi soldi, la stessa classe sociale, però di poter ottenere quelle cose importanti della vita, che sono l'amore, il modo di stare insieme, la felicità. Quindi la felicità per Marco e per noi è un grande valore da proteggere, e non vuol dire quindi non intervenire a volte nei conflitti quando ci sono, perché quello sarebbe lavarsene le mani, ma lottare, combattere per quello che di umano abbiamo dentro, che abbiamo, che ci unisce agli altri e che non ci deve separare ma ci deve unire agli altri. Questo per me è Marco Pannella. L'amore è la costanza dell'attenzione. Sono felice per il corto Miss Agata e per Anna Elena Pepe, che è la nostra regista e protagonista, che quando ha avuto questa idea che ha scritto mi ha molto colpito, e allora ho deciso di essere anch'io della partita per poter parlare di questi temi così importanti, la violenza sulle donne e anche come ci si comporta con chi è un immigrato. In effetti Yahya nel nostro corto è proprio quello anche della verità, nella vita proprio, e l'abbiamo visto come è anche difficile per lui adattarsi alla nostra realtà, ai nostri usi e costumi, però anche come noi ci adattiamo con difficoltà ai loro, e invece ormai in questo momento dovremmo essere più aperti anche a capire come fare per compenetrarci, che è il segreto poi di tutti gli stati vincenti, di tutte le confederazioni che sono riuscite negli anni a rimanere uniti e anche a prosperare, cioè trovare un punto comune per andare avanti. Mi piace molto l'accoglienza che ha avuto sia a Los Angeles che a New York, perché questo me lo racconta Anna Elena, che gira per il mondo in questo momento, c'è una grande attenzione su questi temi,
e il fatto di averli raccontati con leggerezza, con un sorriso, con una capacità ironica in certi momenti, è quello che fa la differenza, perché sono temi molto importanti e profondi, però a volte gli artisti riescono ad avere quel punto di vista leggermente ironico che ti permette di percepirli piano piano con leggerezza per poi andare, come dire, a fondo. In questa parte c'è anche il mio personaggio, e capire queste dinamiche che intrappolano le persone dentro alla violenza sugli altri, che è anche una violenza contro se stessi, e cercare di capire come fare a svitarla o come fare a uscirne. Quindi sono molto contento di come è stato ricevuto questo corto e felice di essere parte del cast e di supportare un progetto di una donna alla regia che se lo è scritto, lo ha diretto, lo ha portato avanti contro tutto e tutti, ma in realtà anche molto aiutata dal suo territorio, quindi mi ha fatto piacere anche girare nel territorio dell'Emilia Romagna, che ha una realtà bellissima, molto fiorente in questo momento e che si merita appunto di essere raccontata molto bene. Mi ha fatto piacere lavorare con Iachia, che è molto generoso, un attore stupendo, una persona stupenda, perché lui era il primo progetto ed è molto vero ed è molto ben scelto, e spero che questo lo aiuti anche a trovare una collocazione nella nostra società, perché è un ragazzo d'oro in gamba che vuole lavorare e vuole esserci, e vuole dare una mano ed essere con noi l'Italia, nuova l'Italia. Un saluto a te Pier Vittorio e un saluto a tutti gli amici di Radio Liberty, grazie al Busto Arstizio Film Festival, a Steve Della Casa, a Paola Poli per questo bellissimo premio per Marco Pannella, che dedico a Mimmo Calopresti, che è il mio regista, che appunto ha diretto, scritto Romanzo Radicale, Io sono Marco Pannella, e una dedica anche particolare a un caro amico che non c'è più, che è Gianfranco Spadaccia, e lo voglio salutare e dirgli che io sono qui, che la sua Marina è diventata mia amica e ci vogliamo molto bene, ed è tutto grazie a lui e alla sua gentilezza, al fatto che mi ha aperto le porte di casa sua e mi ha raccontato, anche grazie al suo libro meraviglioso che parla di radicali, la storia dei radicali e di un pezzo di politica italiana meravigliosa che va assolutamente letta, un libro fantastico di Gianfranco Spadaccia. Grazie ancora ad Andrea Bosca per queste parole molto belle, molto incisive su Marco Pannella, che lo sapete, insomma, su posizioni un po', anzi forse diametralmente opposte alle mie, alle nostre, su tanti temi, ma che comunque ha condiviso delle battaglie, no? Pensate comunque con la Lega all'epoca del Parlamento padano, e poi comunque gli stessi radicali hanno appoggiato, vi ricordate, no? I referenda sulla giustizia. E allora io direi di far così, visto che abbiamo chiuso tutta questa parte, ma visto che però ovviamente si sono accumulati tantissimi messaggi, io vi ringrazio, magari li iniziamo a leggere e apriamo contemporaneamente anche le linee, poi magari qualche intervento lo possiamo girare a Maurizio Bolognetti, che sarà in collegamento dalle 9 e che commenterà proprio questo documentario. Allora vi ricordo 0292947222 per chiamarci, invece iniziamo a leggere questa valanga di messaggi. Vediamo qui il buongiorno del 30 aprile, buona domenica, che sia felice per tutti, e poi la critica su Sallusti, no? Abbiamo letto prima il suo articolo, proprio quello in cui criticava la possibile presenza di Pupo, no? Nel Teatro del Cremlino. Non credo a una parola di Sallusti, è come quando diceva ogni porcheria sui non vaccinati, e vabbè, e invece no, sappiamo che effettivamente andare lì a cantare per Putin, visto quello che sta succedendo dopo l'aggressione, effettivamente lo espone a delle critiche sicuramente, no? Abbiamo letto nell'articolo, nell'editoriale, Sallusti diceva ok, tu sostieni di essere un artista e che quindi paghi, cioè sei pagato dal committente e vai ad esibirti per lui, e quindi se l'incarico ti venisse, che ne so, da una cricca di pedofili ci andresti, o se venisse da dei appunto degli aguzzini nazisti nel campo di Birkenau ci andresti, e vabbè. Poi la Lega non deve propagandare il posticipo della Bolkestein, deve opporsi e basta, come quando erano euro e fuori dall'euro. Questo ci scrive Ermanno. Se c'è disordine a Milano con clandestini da anni, ormai è colpa
del ministro degli interni di chi governa, come ad esempio Salvini, attualmente responsabile del lavoro, che non fa la guardia costiera, che invece di respingere si comporta come un NG. Questo ci scrive Ermanno. Intanto Lollobrigida chiede 500.000 clandestini all'anno, altro che CGL. Beh, Ermanno, però attenzione, perché comunque con Piantedosi sono anche iniziati degli interventi. Adesso verrà revocata questa protezione speciale. Si stanno anche c'è questa tessitura, si sta già delineando anche un quadro per accordi con il Nord Africa, perciò anche tutte queste visite della Meloni, proprio per impedire le partenze. Ecco, la speranza quindi è questa. Poi abbiamo visto nella prima fase addirittura c'era questo allungamento, no, dei tempi di percorrenza, c'è stato il decreto ONG. Certo è, ovviamente voi magari fate il confronto inevitabilmente con quello, lo dicevo anche prima, con la politica dei porti chiusi di Matteo Salvini, ed effettivamente il capitano era riuscito quasi ad azzerarli, e non a caso la Lega era volata, era arrivata praticamente a 1/3 dei voti espressi alle elezioni europee del 2019. Mi ricordo veramente un clima da stadio di sostegno, e poi Matteo Salvini si è ritrovato da solo contro tutti, Unione Europea e i 5 Stelle che gli bloccavano comunque l'attività di governo, le stesse procure facevano sbarcare, e poi vabbè, sappiamo le indagini, addirittura rinviato a processo. Poi ci scrive Giovanni, credo sì, Gio da Varese: per Vittorio l'argomento immigrazione legato alla cronaca nera, i progressisti di sinistra lo trattano con insofferenza perché sono gli strenui difensori dell'immigrazione clandestina. Tutto ciò è contro, è razzismo, per il semplice fatto che a loro non capita mai di trovarsi in situazioni di estremo pericolo, ma un giorno magari si troveranno anche loro, e poi sarà la cronaca a svelarlo. Grazie Gio per questo messaggio, perché effettivamente sì, questa è la sinistra ZTL che è ormai abituata al lusso. Io credo che ormai la sinistra della Schlein possa vincere soltanto veramente nei quartieri più ricchi ed elitari, dove probabilmente questi problemi non si pongono, ma si stanno ponendo anche lì, perché basta fare un giro e vedere insomma che strani incontri che si fanno. Poi Pietro: ricostruzione dell'Ucraina, Meloni, l'Italia vuole un ruolo da protagonista. Questo Pietro, e si cerchia l'Aquila. Ovviamente io sono tirato in ballo, sapete perché, però è anche vero che ormai se andate all'Aquila vedete che il grosso della ricostruzione è stata fatta, cioè potete trovare ancora cantieri aperti, ma le percentuali sia per l'edilizia pubblica, no, che privata sono altissime della ricostruzione. Qualcuno potrà obiettare, però sono passati tanti anni e qualcosa ancora rimane da costruire. E qualcuno potrà anche dire non è come in California o Giappone, se fosse successo lì in zone altamente sismiche, chissà dopo quanto si sarebbe ricostruito, forse a T0 istantaneamente. E poi vediamo i messaggi di Giusy. Io sto cercando di andare molto velocemente, spero di non aver lasciato qualcosa, perché poi appunto, a parte che abbiamo già, avete visto, chiuso un attimo la rassegna stampa, e avrei voluto andare avanti perché c'erano anche altri articoli, per esempio di Massimo Giannini, da commentare, però purtroppo vedete il tempo è quello che è rivolata un'ora così. Giusy che ci scrive, aveva commentato, ecco qua: però potevi evitare di leggere le critiche di Senaldi su Pupo. Hai appena lodato Bergoglio, dimenticando che lui stesso ha dichiarato che la NATO ha abbaiato alle porte della Russia. Beh, no, noi l'abbiamo sempre ricordato che comunque con la politica di Biden, il coinvolgimento di suo figlio, si è determinata questa situazione, il colpo di Stato, il rovesciamento comunque di Yanukovych, e quindi questa situazione di tensione. Vi ricordate, abbiamo anche intervistato proprio Stefano Graziosi, che ci aveva spiegato, no, guardate che se ci fosse stato Trump questo non sarebbe successo, e lui, vi ricordate, l'aveva chiesto anche nella sua intervista proprio a Mike Pompeo. E perché? Perché Trump esercitava questa capacità di dissuasione, di deterrenza. Giusy poi ci scrive: poi parlate di censura in Russia, il quarto potere è molto pericoloso, davvero troppo. Io apprezzo molto Bolognetti per molte battaglie, ma Pannella per Vittorio, per lui diritto all'aborto, sessualità libera e fluida, droga libera, non cozza parecchio con i valori cristiani e quelli della Lega. Ma misteri della coerenza, assolutamente sì, d'accordo Giusy, infatti l'ho precisato. Tante di quelle posizioni di Pannella sono proprio diametralmente all'opposto, no, delle nostre, di tanti di voi che ci seguite, ecco. Noto che poi la gran parte di voi è comunque molto cattolica, ecco. C'è sicuramente anche una parte, no, più laica, magari meno credente, che ci ascolta, quindi sicuramente si fa tante battaglie, per esempio per una giustizia giusta, per le giuste garanzie, no, nel processo di Pannella. Erano dei radicali, erano di Pannella, e sono stati appunto anche della Lega, vi ricordavo, con questi referendum. Quindi ovviamente anche qui abbiamo
precisato. E poi Maurizio che ci scrive e ci ha mandato tanti messaggi, ecco, vedo. Quindi a questo punto farei così, iniziamo a prendere i primi, questo delle 8:27, sulle mascherine, invece di dare un segnale si stabilisce che occorre portarle in molti posti nonostante i pareri negativi di studiosi. Cambiamento, nemmeno nelle piccole cose un segnale diverso di cambiamento. Arcuri, Speranza, Brusaferro e Combriccola ringraziano, nuova vergogna continua. Beh no Maurizio, anche qui il cambiamento c'è stato, perché tutti questi obblighi di fatto ormai sono stati levati, cioè è rimasto soltanto appunto per le strutture sanitarie. Aggiungiamolo all'invio dagli armi, all'incarico a Di Maio, ma l'incarico di Di Maio per esempio non è dipeso da questo governo di centrodestra, anzi sapete no, tutte le critiche, le proteste. Alle migliaia di clandestini che sbarcano per delinquere, rapporti con l'Europa che ci umilia, la legge Bolkestein sui mercati balneari, i fondi a strozzo dell'Europa, nuova vergogna continua, ma Facebook di Salvini sorridenti, ci scrive Maurizio. Siamo circondati da tanti che muoiono improvvisamente e nessuno autorizza autopsia. Magari se fossero conseguenze dei vaccini, credete che la Commissione faccia il suo dovere e qualcuno paghi? Nuova vergogna continua, ci lasciano poca alternativa alla reazione. Vogliamo un registro regionale che riporta dati sulle morti improvvise e che la Commissione parlamentare funzioni. Parole del ministro Locatelli, ma qui sono state tradite le promesse. Beh, vi smentisco perché in realtà sapete, no, tutto quello che sta attuando questo governo, anche la proposta degli incentivi fiscali, ne abbiamo parlato con appunto Bitonci, e è una iniziativa che ovviamente è stata sviluppata anche da Cusmeroli. Io mi fermo perché c'è una chiamata in attesa, prego. Buongiorno signor Vittorio, Lisetta. Ciao Lisetta, ciao. Buona domenica e un buon primo maggio per domani. Grazie, Volevo anche a appunto te. dire due paroline sul primo maggio, Sì, signor Vittorio, perché secondo me in un momento, dico io, nel quale la denatalità inizia a farsi sentire e soprattutto riduce la popolazione attiva e forse in un futuro breve anche la domanda di immobili, non premiare il lavoro, signor Pier Vittorio, è il torto maggiore che possiamo fare ai giovani e alla nostra Costituzione, secondo me. Allora, per cortesia, io chiedo a questo governo e soprattutto alla nostra Lega che si propongano soluzioni innovative e non si faccia finta di niente. Un saluto da Lisetta. grazie Lisetta, e sì, hai toccato un tema importante, anche perché tanti esponenti di questo governo l'hanno detto, no? È inutile che continuiamo a importare diciamo risorse umane che in realtà poi hanno poche qualifiche professionali, no? Questo è il sogno della sinistra, no? Far venire masse di disperati, così poi si abbassa ulteriormente il costo del lavoro, tanti giovani poi qualificati qui non trovano lavoro e vanno all'estero alla fuga dei cervelli, e ovviamente poi con quello che sarà il taglio del cuneo fiscale e tanti altri interventi, il governo su questo sta lavorando, si cercherà di raddrizzare questo. Allora io mi devo bloccare, sto vedendo tantissimi messaggi perché c'è lo stacco e poi ovviamente l'intervista, il collegamento con il nostrissimo Maurizio Bolognetti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Maurizio, ci senti? Ti sento benissimo, Grande. Pier Vittorio, solo un po' di eco di ritorno in cuffia. Ah, ok, dai, allora speriamo di aggiustarlo. Magari poi qui Giulio ovviamente ci può dire, no? Il suo feedback. Ciao Giulio. Ecco, ci fa segno ok. Perfetto, allora senti Maurizio, io entro appunto subito in medias res per fare il sapientone, usare questo latinismo, e ti chiedo quindi a te che sei segretario Radicali Lucani, questa docufiction che ricordiamo è andata in onda sia su Rai 3 e che adesso è disponibile su Rai Play. Io infatti poi l'ho vista su Rai Play e non l'avevo vista quando era andata in onda su Rai 3, scusami. Rappresenta secondo te fedelmente il politico, l'uomo Pannella, del quale ricordiamo sei stato un amico stretto? Beh, intanto consentimi, non per rivendicare i miei quarti di libertà, Esatto. di nobiltà, scusami, no, di libertà, sono stato anche membro della presidenza del Partito Radicale, Esatto. membro del Consiglio Generale dell'Associazione Coscioni, membro del Consiglio Generale dei Club Pannella, insomma una storia spesa quasi 40 anni di militanza nei soggetti politici radicali, dai quali mi sono dimesso un po' di tempo fa per insanabili, diciamo così, conflitti, più che altro perché sono stato oggetto di purghe staliniste
che da chi dice di essere liberale uno non si aspetta. Ma chiusa questa parentesi, che cosa ho visto io in questo docufilm? Ma io ho l'impressione che gli stessi, e mi perdonerai il tono polemico, che hanno ammazzato, censurato, eliminato il politico Pannella quando era in vita, costringendolo a fare gli scioperi della sete, gli scioperi della fame. Ricordo che in uno degli ultimi scioperi della sete Marco ricevette anche la telefonata in ospedale di Papa Francesco. Perché scioperava Marco Pannella? Magari scioperava per chiedere alle istituzioni di rispettare la loro propria legalità, magari scioperava per chiedere che ai cittadini si consentisse. Ma c'era nella tua rassegna stampa questo tema, se ci riflettiamo. Si consentisse ai cittadini di poter conoscere per deliberare, perché il conoscere per deliberare è ciò che dà sostanza, contenuto, forza alla parola democrazia. Se non c'è quello, non c'è democrazia. Allora io dico, consentimelo, che ho l'impressione che da certi ambienti di una certa sinistra ci sia il tentativo di imbalsamare il politico Pannella, di farlo diventare un simulacro, di renderlo per certi aspetti monodimensionale, negandogli una complessità, quando, per come la vedo io, anche il Pannella politico, di certa politica, di certe storie, il Pannella che per esempio diceva negli anni 90, puntando il dito contro quello che è il regime e definiva regime, ladri di democrazia, ladri di verità, ladri di legalità. Dov'è il Pannella che diceva che l'Italia è uno Stato criminale e non adesso, sul piano tecnico giuridico, perché non rispetta la sua propria legalità, il dettato costituzionale, l'articolo 27, l'articolo 111, l'articolo 49 e tutto quel resto? Dov'è il Pannella, signori dei docufilm, della peste italiana, documento del 1989, sottotitolo, anzi, prima una citazione di Sciascia: a futura memoria, cari amici dei docufilm. A proposito, io sono anche oggetto di una purga in questo docufilm, ma non ne faccio un fatto personale, perché a un certo punto si vede Pannella a Potenza. Infatti mi anticipavi, dici. Si sente una voce, la voce è mia, però poi, vabbè, sono cose che capitano. Allora, a futura memoria, se la memoria ha un futuro, la peste italiana dopo la rovina del ventennio fascista, il sessantennio partitocratico di metamorfosi del male, una storia di distruzione dello Stato di diritto e della democrazia e di restaurazione di un regime neototalitario. Parole forti, però questo è un documento interessante, perché è un documento in cui si racconta come dal 1948, voi che vi riempite la bocca con la parola Costituzione, è la più bella del mondo, la Costituzione, e poi se la mangiano, come avrebbe detto Marco, se la sono mangiata la Costituzione. Dal 1948 quella Costituzione è stata tradita. Potrei fare degli esempi che su queste frequenze ho potuto fare. Quando è che sono state istituite le regioni? Esatto. I costituenti le prevedono nel 48, le regioni vengono istituite nel 1970. Quando è che è stato istituito il CSM? Ma tante altre storie. Ma dov'è il Marco Pannella, visto che ci citano certi personaggi che poi con Marco sono entrati in forte conflittualità sulla lettura di un contesto, su che cosa stava accadendo nel nostro paese? La peste italiana è un chiaro richiamo al libro di Albert Camus, La peste, il topo della peste, che ovviamente, come qualcuno non ha capito anche durante l'emergenza Covid, ho visto una cosa veramente raccapricciante,
non avevano capito che il topo lì è simbolo di qualcosa. Il topo della peste, il bacillo della peste, dice Camus in chiusura, far dire al dottor Rie, non muore mai, ma che cos'è la peste? È la peste dell'antidemocrazia, la peste dell'antistato di diritto, è questa peste. È il Pannella che si interroga sulla qualità delle nostre democrazie. Ripeto, sul diritto alla conoscenza. Questo Pannella qui non c'è. Dov'è il Pannella che dice amnistia per la Repubblica? È interessante che non ha solo a che fare con la questione giustizia, ma è un concetto amnistia per uno Stato criminale. Non solo per quanto riguarda la giustizia, come erroneamente alcuni miei compagni hanno voluto interpretare ingabbiando un pensiero e non facendolo vivere, non facendolo respirare. Ecco, io ho il timore che troppe cose non ci sono, non c'è il Marco Pannella. Quando si parla di giustizia, amici di Radio Libertà, su queste frequenze, con il direttore Giulio Cainarca, ci siamo andati giù duro su certe inchieste, che siamo giustizialisti, io e Giulio Cainarca, non lo credo proprio. Dirsi garantisti, sia chiaro, non significa non denunciare qualcosa, assumendosene le responsabilità, perché altrimenti non mi spiego perché Marco Pannella voleva portare le arance in carcere a Francesco Cossiga, ma da amico, e magari gli voleva pure bene, però lo voleva in galera. E che cos'era Marco Pannella? Non era garantista. No. Famo a capisse, direbbe qualcuno. Marco Pannella è quello lì che con un felice slogan parla del dissesto idrogeologico, figlio del dissesto, molto spesso figlio del dissesto ideologico. Marco Pannella, caro Pier Vittorio, è colui il quale nel 1989 Pier Vittorio manda una lettera all'onorevole Nilde Iotti, PC, in cui scrive: signora Presidente, dovunque si volga lo sguardo, il prevalere di impulsi, riflessi, violenze istituzionali e sociali di carattere inequivocabilmente fascistico, era il 1989, mi appare tragicamente chiaro. Se manca o sembra mancare la violenza squadristica con le sue vittime e i suoi assassini, è perché l'assassinio dell'immagine, della verità, della tolleranza, delle idee, delle stesse leggi e del loro fondamento morale, la Costituzione, lo si compie ogni giorno in modo più completo, profondo, radicale di allora, attraverso l'opera dei mass media e l'opera convergente, dice da Rai TV, di quei giornali, espressione dei maggiori gruppi industriali e di potere italiani e multinazionali. E poi senti come si conclude questa lettera rivolta a Nilde Iotti. Per questo presento le mie dimissioni da deputato. Quel che sta accadendo in occasione delle elezioni amministrative romane, voi dei docufilm, del Roma Film Festival, di certi ambienti, che magari Marco Pannella vi stava sulle balle, non vedevate l'ora di togliervelo dalle scatole, prima crepa e meglio è, non sarebbe, ma sai che ti dico, io non conosco nessuno di più cristiano, non ho conosciuto nessuno di più cristiano del signor Ud. Non sarebbe più tollerato nell'est europeo nemmeno in URSS, dove Yeltsin non sarebbe nemmeno stato conosciuto come candidato se avesse concorso ad elezioni italiane. Non ci sto. Le dimissioni di Marco Pannella nel 1986 prima vengono, ce lo racconta Repubblica, ce lo sono dimenticati quelli del docufilm. La Camera approva a maggioranza le dimissioni di Marco Pannella da deputato. Votando con il sistema palese elettronico, i favorevoli hanno prevalso sui contrari per 63 voti. A favore dell'accoglimento delle dimissioni hanno votato i comunisti, gli indipendenti di sinistra, contro
tutti gli altri gruppi. Ve ne siete dimenticati, signori? È il primo caso in cui le dimissioni di un deputato della Repubblica, la prassi voleva che tu presenti le dimissioni, quelle dimissioni vengono in prima battuta respinte, in questo caso le dimissioni vengono immediatamente accolte. Ah, meno male, se è dimesso ce lo siamo tolti dalle scatole. Allora poi vogliamo ricordarci, scusate, dov'è il Marco Pannella? Perché questo documento io l'ho firmato insieme a Marco Pannella e ad altri, che diceva, attenzione, 2010, senza democrazia non vi sono elezioni, ma solo violente finzioni contro i diritti civili e umani. Ma dov'è il Marco Pannella che voleva Aurelio Peccei presidente del Consiglio? Cioè, francamente, devo dirtelo, questa operazione, ripeto, tesa ad imbalsamare Marco Pannella, sì, l'amore è certo, la costanza dell'attenzione è certo. E a quanto è mancata c'è la costanza dell'attenzione? Poi a me viene in mente anche un libro di una scrittrice straordinaria, secondo me, che è Laura Mancinelli, che diceva amare è conoscere. Scusami se l'ho fatta lunga, mi taccio. No, figurati. Hai ovviamente affrontato tantissimi temi anche per rispondere a questa domanda, che era ovviamente una domanda aperta, ampia, e giustamente tu hai citato questa frase, no, che ha detto, che ha ripetuto anche l'attore Andrea Bosca, che ricordiamo ha interpretato proprio lui il ruolo di Marco Pannella con questi occhioni azzurri. Lui diceva, l'ha colpito questa frase, l'amore che è la costanza dell'attenzione, ma invece per te quale può essere veramente la frase forse più affascinante? E ovviamente a questo per punto me la il frase suo più lascito. affascinante è l'unico crimine, una delle frasi più affascinanti, te ne cito due. Sì. L'unico crimine è stare con le mani in mano. La seconda frase, che secondo me è verissima e che poi potremmo elaborarla, è la seguente. La strage di legalità ha sempre per corollario nella storia la strage di popoli. Potremmo meglio dire la strage di legalità, di diritto, la democrazia negata ha sempre per corollario nella storia la strage di popoli. A proposito, ma secondo voi, per come l'ho conosciuto io, Marco Pannella, quella porcata della riduzione del numero dei parlamentari, io credo che non l'avrebbe votata, perché questo ha determinato un ulteriore svilimento e Marco alle istituzioni ci teneva, richiamando anche i presidenti della Repubblica a onorare il loro ruolo istituzionale, oltre ai presidenti delle Camere e del Senato. Ma secondo voi ha rafforzato l'istituzione Parlamento? I 5 Stelle e altri che gli sono andati dietro vi hanno fregato. Fatemene una ragione. Infatti Maurizio, hai anche qua posto un tema che io avevo definito, no, pensando un po' alle domande, alle interviste, di fantapolitica, cioè se ci fosse lui in vita, cosa avrebbe detto, come avrebbe agito. Tu giustamente il tema, no, della riduzione dei parlamentari, che ha diminuito la rappresentatività, è stato da molti visto come un vulnus alla democrazia, e ti chiedo, lui secondo te, proprio per rimanere in questo tema di fantapolitica, che posizione avrebbe assunto per esempio riguardo il Green Pass, i referendum sulla giustizia promossi proprio dalla Lega assieme ai radicali, dicevamo, e anche a proposito per esempio della guerra in Ucraina. Lui che per esempio ha attuato proteste anche non violente, cosa avrebbe detto delle azioni per esempio dei cosiddetti ecovandali? Guarda, io È fantapolitica, con però no, ne ma approfitto perché tu torniamo giustamente dici, ma attenzione, qui abbiamo votato... Intanto non ricordo, me ne fate 4-5, adesso non le Sì, ricordo tutte. più o meno per citare tutto quello che è successo in questi anni. Tu giustamente prima citavi il caso, no? La riduzione del numero dei parlamentari, allora ho pensato Green Pass, quindi restrizioni della libertà, referendum giustizia, guerra in Ucraina, gli ecovandali che fanno queste proteste non violente. Allora, sulla riduzione parlamentare io mi sento proprio di quasi la certezza assoluta, dubito che Marco avrebbe sostenuto sta roba. Per quanto riguarda il Green Pass ti rispondo così: io credo che non si sarebbe comportato come si sono comportati il Partito Radicale, l'Associazione Coscioni e Radio Radicale rispetto a posizioni che per esempio io ritengo di aver assunto a partire dal 1 febbraio 2020, quando ho dissi testualmente, io che sono abituato poi a basarmi sui fatti, dissi testualmente stiamo attenti
perché questa emergenza va a innestarsi in un paese dove c'è già un'emergenza democratica pregressa e quindi occorre stare attenti a questa situazione di emergenza. Poi su questo nell'aprile del 2020 c'è intervenuto anche Michelle Bachelet, commissario ONU ai diritti umani, mi sono sentito anche confortato. Io non credo che, almeno, comunque sarebbe stato aperto all'ascolto rispetto a quello che stava avvenendo e che poteva potenzialmente intaccare ulteriormente la qualità della nostra e delle nostre democrazie, perché questo bisognava stare molto attenti. Poi mi viene un po' da ridere quelli lì che da certi ambienti, magari anche i Paragone, se me lo consenti, hanno detto ma la democrazia, ma guardate che se parliamo di democrazia forse dobbiamo guardare anche un po' indietro. Vabbè, ma lasciamo stare. Su la guerra in Ucraina, guarda, non so che dirti, però io credo che questo richiamare il 1939 sia, o non so cosa, sia assolutamente inappropriato. E sfido chiunque a definire il sottoscritto filo putiniano. Io se sono filo qualcosa sono filo Stato di diritto, filo democrazia, filo diritti umani, Esatto. però consentimelo, io non riesco a capire perché quando, e tu che sei un attento osservatore te lo sarei chiesto con me, grazie. quando Sky TG24, non io, ho detto Sky, Murdoch, intervista pochi mesi fa Olga Rudenko, la cui immagine finisce sulla copertina del Time per celebrarla, sia chiaro, e questa dice che praticamente il signor Zelensky, o Zelensky come capperi si chiama, ha manifestato ripetutamente anche prima della guerra una certa intolleranza, per non dire peggio, nei confronti della stampa, e si dice preoccupata per come si comporterà Zelensky dopo la guerra, che speriamo finisca presto. Ecco, a proposito, io su questo sono d'accordo col Papa, lo dico subito, certo. E così ci togliamo il pensiero, perché mi sembra che sia l'unico che esprima una posizione politica, insisto, ma poi magari sparisce, vedi? Il diritto alla conoscenza è importante. Se il Papa dice qualcosa di scomodo, di sconveniente, che non è in linea, Bravo, bravissimo. No, sparisce pure il Papa, fanno sparire pure il Papa magari. Sì, Questo, sì. Se il Papa si affaccia al balcone di San Pietro nel 2016 e dice certe cose sulle carceri e magari sulla giustizia, sparisce pure il Papa magari. E io c'ero in piazza San Pietro, io l'ho sentito Papa Francesco, ero lì a tenere lo striscione, però magari sparisce. Ecco, questo aspetto di una lotta per il diritto alla conoscenza è sparito, anche perché poi se dovessimo trattarlo andrebbe trattato come si deve. Figurati. Sì, e poi tu giustamente hai anticipato anche quest'altro tema che volevo sviluppare con te, quello della conoscenza, che ovviamente è la premessa per la deliberazione. Questo tu l'hai detto poco fa, ma l'avevi ribadito anche proprio in occasione del 25 aprile, proprio nel tuo video intervento, e hai aggiunto anche che oggi viene di fatto negato questo diritto a poter conoscere, ad informarsi. Ma come mai, ecco? Anche prima lo stavi dicendo, ormai secondo te rischiamo una nuova forma di totalitarismo, forse quella del pensiero unico o forse quella del controllo del web da parte dei giganti della rete? E questo è un tema che avevo anticipato con la rassegna stampa invece. Dimmi. Ti ho sentito, ti ho seguito con grande attenzione, anzi complimenti per la tua rassegna stampa. Complimenti a te per tutti questi gradevolissimo spunti. E grazie davvero. Guarda, io ti faccio vedere, l'ho fatto vedere qualche altra volta, questo interessante volume che si intitola non si vede, vabbè, il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri. Così diamo, se ce lo consentono, anche qualche suggerimento di lettura ai nostri, se me lo consenti, ascoltatori, perché questa radio mi appartiene, quindi la sento mia. Ma io suggerirei anche un'altra interessante lettura di un filosofo che si chiama Byung-Chul Han, intitolata Infocrazia, le nostre vite manipolate dalla rete. Questo a un certo punto scrive: chiamiamo regime dell'informazione quella forma di dominio nella quale l'informazione e la sua diffusione determinano in maniera decisiva, attraverso algoritmi e intelligenza artificiale, i processi sociali, economici e politici. Diversamente,
dal regime disciplinare a essere sfruttati non sono corpi ed energie, ma informazioni e dati. Decisivo per la conquista del potere non è il possesso dei mezzi di produzione, bensì l'accesso a informazioni che vengono utilizzate ai fini della sorveglianza psicopolitica, del controllo e delle previsioni dei comportamenti, eccetera, eccetera. Se analizzassimo il caso Oxford Analytica, Esatto, anche quello. io Sì. credo che non sia limitato solo alla vicenda Trump, ma dovrebbe inquietare tutti, perché anche se andassimo ad analizzare i mezzi utilizzati da Obama in collaborazione con Google, di cui si parla nel libro Il capitalismo della sorveglianza, è qualcosa che fa rabbrividire ed è inquietante. Io temo che uno dei temi, scusa la cacofonia, principali che dovrebbero essere all'ordine del giorno, quantomeno di una riflessione politica collettiva, è quello della qualità in toto delle nostre democrazie, che l'ho ripetuto tante volte, sono sempre più democrazie reali, così come un tempo si parlava del socialismo reale. Nuove possibili forme di totalitarismo? E come facciamo ad escluderle se non curiamo la pianta della democrazia quotidianamente? Se di tutta evidenza, e non è complottismo, basterebbe analizzare quello che è successo nel 2007-2008 con la crisi dei subprime, quello che è accaduto, chi c'era in certe amministrazioni. A proposito, quello è cattivo e quell'altro è buono, ma perché Bill Clinton nel 1999 elimina la legge che aveva introdotto Franklin Delano Roosevelt, che separava le banche d'affari dalle banche commerciali? Era un democratico quello, mica era un repubblicano. E allora però, sai, con le etichette, no, come nella vicenda Covid, servono spesso a impedire il ragionamento e la riflessione. Si mette l'etichetta complottismo e non ne parliamo più, e poi magari è complottista anche qualche professore universitario che, come Fulco Lanchester, che ci ricorda: ragazzi, state accorti, perché ci sono poteri, perché così, poteri transnazionali che sono molto più forti dei governi, di parlamenti. Certo. E allora magari le nostre istituzioni sono ridotte a un mero ruolo di ratifica, ma chi decide? Chi decide davvero per le nostre vite? Per esempio, guardiamo quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi sull'Italia, per l'ennesima volta ormai dal 2011, commissariata di fatto. Esatto, tutto questo è vero, noi l'abbiamo spesso detto, ripetuto, e io ti girerei adesso, siccome ci mancano veramente pochissimi minuti, ci sono state, ecco, delle domande formulate dai nostri ascoltatori e poi le mie ultimissime che avevo pensato per te. Per esempio c'è Luciana da Udine che ci scrive, chiede al dottor Bolognetti: ma com'è che davanti a tanta saggezza appresa da Marco Labonino ha fatto questa scelta politica di mettersi con i noti, abbandonando il partito? Ecco, questo Luciana. Oppure una domanda formulata, vedo qui, forse da Giusi, ma mi sembra che tu abbia già risposto. A proposito di diritti umani, cosa ne pensa sinceramente Bolognetti del sostegno alla guerra? Giusi, però anche qui avevi risposto. E allora facciamo così, raccogliamo anche la domanda di un nostro ascoltatore, tu se te le ricordi tutti, così fai magari una risposta unica a tutti. Sto Prego. scrivendo. Prego. Pronto? Sì, prego. Vittorio, ciao, ti chiedo buongiorno e buona giornata, scusami, ti volevo fare una domanda, sì. Aspetto una tua risposta. Io sento adesso, quando sento parlare di quelli del centrodestra, sia della Meloni sia cose di questo genere, sentono: ma ormai il popolo ci ha votato, abbiamo la maggioranza, la gente è contenta così. Ma io sono uno che ha votato il centrodestra, però attualmente, come me, tanta gente non è contenta, perché stanno facendo quello che noi non ci aspettavamo che facessero, hai capito? Stanno seguendo ancora la linea così, soldi non ce ne sono, extracomunitari ne stanno arrivando a valanga, e continuiamo a dare soldi all'Ucraina. Per noi non ci sono soldi, continuiamo a dare soldi all'Ucraina, armi, e non usciamo più da questo. Alla fine il paese, io giro per lavoro, giro abbastanza in Emilia, in Lombardia per lavoro, e la gente non è affatto contenta, la faccia che dicono loro, la faccia che venga fuori Salvini e dice: siamo contenti perché facciamo il ponte così, però i soldi sono quelli che sono, il costo della vita aumenta sempre di più, capito? Ti ringrazio e buona giornata. Figurati, grazie a te. Certo, bisogna anche dire che il governo sta intervenendo, è stato insomma appena insediato, e che comunque la Meloni ha cercato prima di acquisire autorevolezza, no, all'estero, di maturare questa immagine,
per finalmente, adesso si spera e si sta già vedendo, iniziare ad intervenire su tutti questi temi e ad attuare il programma di governo, perché insomma io penso che se già dal primo giorno avesse deciso no, blocchiamo l'immigrazione, mettiamo una muraglia marittima, figuriamoci tutta la reazione anche dell'opinione internazionale. Invece tutti questi viaggi all'estero, questo consolidamento dell'immagine, e secondo me la Meloni adesso vuole passare all'incasso anche in vista poi delle elezioni europee dell'anno prossimo, in cui si spera che tutto il continente cambierà in maniera molto netta, e si sta vedendo anche negli altri paesi, l'orientamento politico, e quindi con un'altra commissione, un'altra maggioranza, e si spera anche negli Stati Uniti un'altra linea, insomma. E Maurizio, scusami, ti giro se vuoi rispondere anche a questa domanda, ma anche a quelle proprio su Marco Pannella, prego. No all'Europa delle patrie, ma no anche a questa Unione Europea che secondo me col manifesto di Ventotene non ha niente a che vedere. L'altra, Luciana, Emma, ma Emma subisce troppo il fascino, come dire, del potere, e notoriamente ci sono stati lunghissimi anni di dissidio. Ecco, appunto, ho sentito nominare ambienti, ma va benissimo, per carità, che sono molto vicini a Emma nell'intervista fatta dal nostro ottimo Pier Vittorio. Ottimo te, grazie, figurati. E poi dopodiché guardate, sinistra, destra, direi a tutti, anche a me stesso, parliamo tanto di diritti civili, ma ho l'impressione che ci siamo dimenticati, che abbiamo dimenticato che i diritti civili, i diritti sociali, sono diritti civili. Invece ci occupiamo solo di certi aspetti. Certo. Magari sì, danno fastidio, ma fino a un certo punto servono a fare un po' grammuina, magari, ma ci occupiamo molto poco, per esempio, dati Istat alla mano, dati Caritas alla mano, di un paese in enorme sofferenza. Assolutamente sì. Io poi volevo rivolgerti altre domande, ma il tempo è scaduto. Magari te le accenno, se vuoi, veramente in 20 secondi, perché flash. Esatto, tutto flash. Sempre al Busto Arsizio Film Festival è stato presentato anche un documentario di Simona Ventura proprio sulla figura di Marco Pannella. Ecco, quindi la domanda è perché tu mi vuoi rovinare esatto, è ancora attuale così l'interesse per la sua figura, quindi veramente perché? E poi l'ultimissima domanda proprio più, diciamo, sul tuo lavoro personale, perché il progetto Il cammino sulla via istmica proprio nella Valle dei Sinni, e come sono stati i primi feedback e riscontri a questo tuo servizio? Allora inizio dalla fine. Grazie a questa emittenza radiofonica che mi ha dato la possibilità di far conoscere questo mio servizio, assolutamente positivi, tra l'altro è stato dato anche in replica, grazie davvero. Poi io sono rimbambito, non mi ricordo. Proprio un flash per la chiusura sulla figura di Pannella, dicevo anche il documentario di Ventura. Di Simona Ventura non sia anche quello un documentario che ci presenti un Pannella mutilato. Cui facciamo il monumento ai caduti, una volta all'anno andiamo a portare la corona di fiori, il buon Carletto, come diceva Ernesto Rossi, rispetto al cattivo Giorgio. Poi buonanotte, grazie, abbiamo onorato la memoria, ma davvero abbiamo onorato la memoria? Ecco, spero che sia diverso da questo docufilm. Non me ne voglia l'ottimo attore che hai sentito, Bosca credo si chiami, esatto. Ma a me il docufilm non è piaciuto affatto. Ecco, io ti ringrazio perché appunto abbiamo voluto dare anche poi voce a chi magari la pensa diversamente da me, che l'ho sentito dagli altri, ed è giusto così, perché almeno, visto che siamo appunto una radio libera, dare ovviamente conto di informazione plurale. Esatto, veramente libera, e non propone, come dicevi te, magari dei simulacri, delle versioni preconfezionate da così semplicemente poi alla fine ossequiare. Scusami, sì. Vittorio, guarda che è lodevole che tu faccia sentire tutte le voci, sia chiaro, e io devo solo dire grazie per il fatto che avete pensato di far parlare un eretico come il sottoscritto. Ma che eretico, dico assolutamente. Eretico anche per i miei ex compagni. Esatto.
Esatto. Quindi veramente grazie ancora, ma dicevo non potevamo non farlo visto che insomma un pezzo della storia del Partito Radicale, si è costruito proprio attraverso, no, la tua partecipazione e il tuo impegno, quindi assolutamente dovevamo sentirti. Era un atto dovuto per rimanere, no, esatto, in Grazie a tema voi di e agli giustizia. ascoltatori. Grazie Maurizio, grazie ancora. Io alla fine, ecco, direi che possiamo far partire fra poco l'intervista proprio all'onorevole Rinaldi. Nel frattempo sono arrivati tanti altri messaggi, forse qualcuno di voi aveva anche provato a chiamare, però credo che ci abbia già raggiunto in collegamento, vero? Onorevole Rinaldi, ci sente? Onorevole, ci sente? Forte e chiaro. Grazie mille per essere qui con noi, è un vero privilegio poterla reintervistare nuovamente proprio Il piacere è mio. Grazie, grazie ancora. Onorevole, ovviamente come dicevamo oggi dobbiamo commentare questa proposta, no, di revisione del patto di stabilità e le chiedo subito che appunto l'ex BCE Binis Maghi ha sostenuto che questo patto, così come è stato presentato dalla Commissione europea, potrebbe essere proprio un commissariamento della politica di bilancio dei paesi ad alto debito, ad alto indebitamento, in particolare dell'Italia. È proprio così? Abbiamo veramente tanto da temere dunque? Allora, iniziamo subito a dire che mi fa piacere che Binis Maghi, che ricordo è stato membro del board della BCE prima dell'avvento di Draghi, è sempre diciamo molto, come si può dire, fedele diciamo alle direttive e alle imposizioni europee, oggi se ne esca con una frase di questo genere. Evidentemente deve aver riascoltato o letto qualche libro passato scritto non solo dal sottoscritto ma anche da Alberto Bagnai e Claudio Borghi. Come dire, te ne sei accorto adesso? Ecco, questa è la mia prima impressione, perché diciamo la verità, cose che sta dicendo lui sono note, stranote, solo che molto probabilmente persone come lui non le potevano dire fino adesso evidentemente ha più una libertà, diciamo così, di poterle dire, le dice. Noi che abbiamo sempre avuto ampia libertà, l'abbiamo sempre detta. Ecco, questa è la mia prima considerazione, ma entriamo nel particolare, se no gli diamo anche troppa importanza. Allora, cosa sta succedendo? Noi sappiamo che tutta la Costituzione europea si basa su determinate regole. Una delle regole, diciamo così, principali è il patto di stabilità e crescita. Come dire in maniera estremamente semplice, se tu vuoi far parte di questo club devi fare certe cose e noi controlliamo se tu le fai o non le fai. Tanto per essere proprio chiari in una maniera più semplice di così, non è possibile. Dopodiché questo benedetto patto di stabilità e crescita è stato modificato negli anni. Allora, la prima è stata quella che ci ha introdotto nell'euro, poi con la crisi dovuta ai debiti sovrani, vi ricordate, prima Lehman Brothers e poi quello che è successo con la Grecia, eccetera, con l'Italia, introdussero una modifica e diciamo normalmente noi lo conosciamo con il nome di Fiscal Compact, che è più familiare alle nostre orecchie, che diciamo era piuttosto stringente perché prevedeva il rientro del debito superiore al 60% in 20 anni, mentre invece si introduceva il principio del pareggio di bilancio, addirittura noi in Costituzione abbiamo modificato l'articolo 11 solo che si è visto nel tempo che nessuno riusciva a rispettare. Pensate, negli ultimi 20 anni la Francia, la tanto brava e virtuosa Francia, ha sforato per 17 volte la regola del 3%. L'Italia, che invece è brutta, cattiva, sporca, tengono i conti male, eccetera, l'ha sforato solo 11 volte. Quindi per dire come sono i rapporti di forza e soprattutto a Bruxelles come guardano certi paesi rispetto ad altri paesi, tanto per far capire. Ebbene, la botta finale è avvenuta con la pandemia, perché con la pandemia sono saltati chiaramente tutti quanti i conti e si sono resi conto finalmente, ma già lo sapevano, che questo patto di stabilità e crescita, cioè Fiscal Compact, andava sospeso e quindi è stato sospeso, anzi è stato sospeso 2 volte. Per ora, a bocce ferme, così come si dice, dovrebbe rientrare in vigore il 1° gennaio del 2024, quindi il prossimo anno. Nel frattempo tutti hanno detto ma perché, visto che l'abbiamo sospeso, perché è palese che non porta ai benefici, si chiama patto di stabilità e crescita, anzi porta alla depressione, perché non lo cambiamo?
E allora il 7 novembre dell'altro anno Gentiloni e Dombrovskis è il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Gentiloni commissario europeo per gli affari monetari, hanno annunciato che avrebbero cambiato il patto di stabilità. L'altro giorno c'è stata un'ulteriore comunicazione in cui venivano, diciamo così, presentati dettagli da presentare entro l'anno sia al Parlamento che al Consiglio per un testo comune da approvare e mandarlo a regime per l'appunto il 1° di gennaio 2024 in sostituzione del vecchio Fiscal Compact. Questa è un po' la storia. Adesso andiamo a vedere dentro che cosa c'è, perché quello è quello che ci interessa a noi italiani. Allora, a mio modestissimo avviso, stiamo cadendo dalla padella alla brace. Perché? Essenzialmente per un motivo molto semplice. Mentre prima le regole erano omnibus, cioè valevano per tutti, queste sono le regole, indipendentemente dal fatto che erano non perseguibili, ma almeno formalmente erano per tutti. Adesso invece si passa in una configurazione personalizzata, cioè ciascun paese membro deve presentare un piano di rientro in quel famoso 60% e 3% del deficit, con un piano o quadriennale o settennale personalizzato, dove la Commissione l'approva e ti controlla e ti sanziona. Quindi vuol dire che se, detto proprio in maniera semplice per sintetizzare quello che ha detto Benismaghi, a noi italiani è molto noto da molti anni, l'abbiamo capito perfettamente, se tu sei un paese amico, hai un governo amico rispetto a quello della governance europea, della Commissione europea, va tutto bene. Se invece quel governo è nemico, cioè non è sulla stessa lunghezza d'onda, questi ci bacchettano ogni minuto, quindi fate voi. Assolutamente sì. Oltretutto poi ecco io avevo già anticipato questo tema, avevo iniziato a dirlo, no, ma con queste nuove regole gli investimenti per esempio del PNRR, risulterebbero esentati perché appunto questo nuovo patto di stabilità impone proprio una revisione rigorosa della spesa, di tutta la spesa, compresi gli investimenti. L'ha detto proprio il ministro Giorgetti nell'intervista al Corsera. Ma la spending review dovrebbe riguardare quindi anche gli investimenti del PNRR o no? O c'è la possibilità di aprire a questo? Prima lo citavamo in rassegna stampa. Infatti qui avete toccato un punto importantissimo. Una cosa logica che abbiamo chiesto noi, ma è una cosa evidente, di scorporare, cioè non tener conto degli investimenti particolari, come ad esempio quelli del PNR, nel computo del debito e del deficit. Perché? Per un motivo molto semplice. Se sono degli investimenti mirati che sono per aumentare la crescita, qualche cosa di strutturale, fra virgolette, diciamolo in maniera molto semplice, debito buono. Queste sono parole di Draghi, non sono mie, che ha scisso il debito buono e debito cattivo, va bene? Quindi per far crescere il paese, perché sono investimenti produttivi per aumentare il lavoro, eccetera. Questo deve essere scorporato dal computo del deficit, va bene? Non fare di tutto un'erba un fascio, mentre invece questo non è previsto. Quindi paradossalmente anche gli investimenti fatti con il PNRR, che ricordo è un debito iscritto nel debito, perché è un debito, questi non sono conteggiati. E noi avevamo chiesto questo. Fra l'altro vi ricordo che l'Italia è il più grande richiedente, e badate bene, utilizzo questo termine, richiedente dei fondi del recovery tramite il proprio personale PNRR, che è il piano nazionale che prevede come utilizzare o meno i fondi previsti dal recovery. Ora, fra l'altro siamo noi, ad esempio, faccio un esempio come prestiti. La Germania non ha chiesto una lira, la Francia non ha chiesto una lira, la Spagna non ha chiesto una lira, neanche il Belgio, neanche l'Olanda. Allora facciamoci una domanda, ma come mai? Se questi soldi erano così vantaggiosi, se i programmi previsti erano così appetibili, perché non hanno preso una lira e li abbiamo presi noi? Anche qui c'è da farsi una domandina, no? Non la fa nessuno. Vorremmo chiederlo pure questo a Benismaghi, come mai? La dico io la risposta, perché visto che è un debito, perché debito per debito sono dei prestiti che vanno restituiti sia in termini di capitale che di interessi, con delle condizionalità molto stringenti, devi fare questo e non devi fare quest'altro, lo devi fare nel campo dell'avvicinamento energetico e nel campo della transazione digitale, quindi ti danno delle condizionalità estremamente stringenti.
Allora, debito per debito me lo faccio direttamente io il debito sul mercato, cioè emetto obbligazioni sul mercato, mi finanzio e mi gestisco, come dico io, queste risorse, mentre invece noi siamo andati dall'Unione Europea, la quale l'Unione Europea ha emesso titoli per conto nostro e ce l'ha prestati dicendo però le condizioni sono queste. Non so se sono stato chiaro, abbiamo fatto il giro delle 3 carte. Tanto valeva, anche perché tutti sanno, basta aprire un giornale, che tutte le volte che c'è un'asta di titoli pubblici italiani, che siano BOT, CCT, BTP, la domanda è estremamente superiore all'offerta del Tesoro. Quindi vuol dire che i nostri titoli sono appetibili, se li prendono, sono buoni e soprattutto non staremmo sotto la tagliola delle condizionalità. Lo vedete adesso, se comprate il giornale oggi, forse adesso ci sbloccano la terza tranche, però dobbiamo fare questo, abbiamo dovuto fare 50 riforme perché se noi fossimo andati direttamente sui mercati a drenare liquidità indebitandoci direttamente, perché così ci indebitiamo, è sempre debito, apposta, non è che ce li regalano, attenzione. E molto probabilmente noi avremmo potuto gestire molto meglio anche in settori dove magari abbiamo più necessità e non solo esclusivamente la gran parte appunto nel digitale e nella transizione ecologica, giusto? Cioè questo ragionamento mi sembra semplicissimo. Assolutamente sì, onorevole. Io poi le volevo rivolgere altre domande, ma c'è un nostro radioascoltatore, credo sia Gianni da Genova, che vuole farle una domanda. Allora la facciamo sentire, prego. Buongiorno professor Rinaldi, un abbraccio, ogni tanto ho la fortuna di sentirla e fortunatamente che nella Lega troppo ci sono gentile, ma perché? specchiate Troppo come gentile, lei. per carità. No, è così, infatti, però bisogna avere la forza, naturalmente, di Guardi, poter... Gianni, sono un semplicissimo italiano onorato di poter servire e soprattutto difendere il mio paese. Sono solo questo. Sono una goccia nel mare, per carità, però sono onorato di poter difendere veramente il mio paese. Troppo umile, Ma è una goccia fondamentale, caro professore Rinaldi, e grazie anche a Matteo Salvini che ha avuto il merito, lei con Bagnai e anche con Claudio Borghi, con Marco Zanni, di fare una grande squadra che però purtroppo siamo eterodipendenti, ci sono sempre quei vincoli esterni, soprattutto da oltreoceano e anche interni, dal Quirinale e dalla Troica, che cercano di spezzare non solo il popolo italiano, ma tutti i popoli europei, perché questa Unione Europea... Gianni ha detto una grandissima verità. Gianni ha detto una grandissima verità, ha nominato la parola Troica e sappiamo, purtroppo la conosciamo bene, cosa ha fatto in Grecia. Ricordo agli amici che ci stanno ascoltando, per Troica si intende l'insieme della Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario. Con la riforma adesso prospettata del Patto di Stabilità e Crescita, praticamente si dà un potere enorme alla Commissione Europea, quindi ha un potere di intervento incredibile. Praticamente la Troica è una Troica 2.0, però con un potere enorme da parte della Commissione, estraniando completamente il Parlamento Europeo. E ricordo che il Parlamento Europeo è l'unico organismo europeo eletto dai cittadini, è l'unico, gli altri sono dei nominati. Questo è un deficit di democrazia infinito. Io vorrei ragionare anche su questo. Assolutamente sì. E poi sempre sulla questione del debito e dei conteggi, per esempio anche prima lo stavo anticipando, anche lei di fatto, onorevole, questo tema lo ha anticipato, lo ha affrontato, cioè gli aiuti militari e finanziari all'Ucraina, che sono ancora conteggiati da Eurostat proprio nei conti di tanti Paesi membri dell'Unione Europea e rientrano nel conteggio proprio sul rapporto tra deficit e PIL. E lo stesso ministro Giorgetti poi l'ha ricordato nell'intervista al Sole 24. Secondo lei anche qui possiamo attenderci finalmente un'azione decisa, risoluta da parte dell'Unione Europea, che almeno decida che per queste spese per la difesa, per questi impegni internazionali a favore dell'Ucraina ci sia una diversa qualificazione, perché insomma anche qui andrebbe ad aggravare parecchio la situazione, no? Allora, premesso questo controllo. Adesso per carità magari sarò criticato, ma non mi interessa essere criticato perché è una cosa che penso fermamente. Io vorrei tanto all'Ucraina, invece di mandargli armi, di mandargli vestiti, medicinali, cercare di aiutarli a livello umanitario, preferirei, altrimenti qua non si finisce più. Invece abbiamo bisogno disperato che questa maledetta guerra finisca
il prima possibile, perché è inconcepibile che nel 2023 in Europa ci sia una guerra con centinaia e migliaia di morti, civile, eccetera. Quindi, premesso che vorrei che l'Italia destinasse le stesse risorse, ma non in armi, ma in generi alimentari, ripeto, di medicinali, di vestiti per questi, anche donne, bambini, eccetera. Quindi vorrei questo. Però dubito fortemente che l'Unione Europea prenda la decisione di far scorporare dal computo sia del deficit e debito gli aiuti militari che i paesi europei stanno fornendo all'Ucraina. Questo lo dubito fortemente, anche perché se non fanno la stessa identica cosa per gli stessi soldi che ti danno loro per PNRR, Esatto. allora di che stiamo parlando? Ma che stiamo parlando? Ma come? C'è un piano straordinario dovuto essenzialmente per la crisi pandemica, addirittura amplificata dalla crisi energetica dovuta alla guerra. E tu mi fai un piano di aiuto, perché altrimenti non l'avresti fatto, e tu questi soldi presi a prestito per fare quello che mi dici tu di fare. Non dice guarda li utilizzo, ti do rendiconto al tuo debito, no, fare questo e ti controllo, altrimenti non me li devi ridare in anticipo perché non li hai utilizzati come ti ho detto io e non me li fai togliere dal computo del deficit. Come dire, questa è una cosa straordinaria, no? Non credo che ogni 2 anni o 3 anni si ricrei un recovery fund perché c'è una pandemia o qualsiasi altra cosa. Quindi è un evento straordinario che doveva essere trattato in modo straordinario, cioè senza metterlo nel computo del deficit e del debito. Questa è la cosa che io non riesco a capire, perché Sì. allora nasce il sospetto, si accende la lampadina rossa e dice senti un po', ma visto che l'Italia è la più grande beneficiaria di questi fondi, non è che così la teniamo ancora più sotto schiaffo? È più che legittimo, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, però si Se azzecca sempre. sì, è così. Voglia. Che poi, professore onorevole, appunto, ovviamente questa è una proposta in corso di Allora facciamo una formulazione. bella cosa, Sì. io mi chiamo Antonio, non mi chiamo né professore né onorevole, io mi chiamo Antonio. Sempre troppo disponibile e gentile. Ecco, ma appunto è in fase di definizione, di formulazione, però potrebbe entrare in vigore, vero, probabilmente prestissimo, già dal 2024 e soprattutto a quanto ammonterebbe poi la correzione del bilancio per l'Italia, perché dalle stime e le simulazioni sono comunque cifre importanti, si parla di 15 miliardi l'anno per 4 anni e addirittura 7-8 miliardi l'anno in 7 anni, quindi comunque Sì, infatti è questo, perché il problema è proprio questo, cioè se non viene approvata la modifica entro la fine dell'anno, vuol dire che il 1° di gennaio entra a regime il vecchio fiscal compact, quello che noi purtroppo conosciamo. Ecco. E quindi, come dire, dice, ma tu come vuoi essere ucciso? Con un colpo alla nuca oppure ti taglio la gola, la carotide? Fai un po' te, ma sempre m'ammazzi. Ecco. Fra l'altro i numeri che hai detto sono giustissimi, cioè questo piano personalizzato di rientro che ciascun governo deve presentare alla Commissione, la Commissione lo deve approvare e successivamente controllare ed eventualmente correggere e sanzionare, quindi ho detto proprio lo scenario peggiore. Per quanto riguarda l'Italia, nella fattispecie si parla, se questo piano di rientro prevede 4 anni, sono una quindicina di miliardi di euro all'anno aggiuntivi, quindi vuol dire nuove tasse, tagli, e sappiamo in genere dove vanno a tagliare, sanità, scuola, pensioni, è lì che c'è la ciccia, come si dice, no? Ecco. Oppure imposizione di altre tasse, in particolare quella che subito fa cassa è l'IVA. Se invece viene spalmato in 7 anni si riduce a 7-8 miliardi, ma è sempre, insomma, non è la mancia al bar, insomma, sempre una bella fetta di manovra in più, va bene? Quindi perché? Perché i burocrati in mezze maniche che stanno negli uffici della Commissione con la punta di matita sul foglio bianco non mettono i numeri giusti al posto giusto, perché che cosa gli costa dire sì, gli investimenti fatti nel PNRR vengono scomputati, allora quei 15 miliardi in 4 anni o 8 miliardi in 4 anni non vengono richiesti. È una questione contabile, non so, però dietro significa massacrare schizzi di sangue per i contribuenti e per i cittadini italiani, questo vuol dire. Assolutamente sì, onorevole Rinaldi. E credo che ci sia un'altra chiamata del nostro radioascoltatore, se vuole gliela giro e così poi ci avviamo a conclusione. Grazie a lei. Prego. Con piacere.
Buongiorno a entrambi, sono Marco da Grazie. Mantova. Ciao Un Marco. fraterno abbraccio al professor Rinaldi, al quale non Grazie. si può fare a meno di voler bene. Ricambio. Giustissimo. Allora, la mia considerazione è puramente politica, non può essere economica perché non ne ho le basi. Allora, vista la situazione del patto di stabilità, vista la continua pressione sull'Italia per la ratifica del MES, che è una forma che servirà sicuramente alla Germania per salvare le proprie banche, in quanto le potranno richiedere il MES senza alcuna condizionalità, avendo appunto i conti in ordine. Il governo è consapevole della garrota alla quale siamo praticamente condannati dall'Europa. Cosa pensano gli amici di Fratelli d'Italia e di Forza Italia riguardo a tutte queste cose che vengono imposte dall'Europa all'Italia per far parte di questo clan che non vuol far altro che uccidere questo paese, ridurlo ad un parco giochi per i turisti francesi, tedeschi ed europei in generale? Praticamente ci attende la simil Grecia, se non peggio, perché noi siamo 60 milioni mentre i greci sono 11. Ecco, io spero che il governo sia consapevole di quello che ci attende, perché io penso che sarà veramente dura e penso che se non si cambia in fretta le europee non le vinceremo in Europa l'anno prossimo, perché davvero gli italiani cominciano a pensare che la Meloni stia portando avanti l'agenda Draghi. Grazie a tutti, ciao. Allora, innanzitutto complimenti al nostro amico, perché non è vero, ha fatto un'analisi economica, altro che non è esperto in economia. Complimenti, ha fatto un quadro condivisibilissimo al 100%. Allora, parliamo del MES. Sul MES io la vedo dura, perché a parte che in Europa esiste la logica del pacchetto, no? Del pacchetto. Noi in Italia lo chiamiamo il pacco, nel senso Vero. però lì il pacchetto dice: allora guarda che se vuoi questo deve esserci anche quest'altro, no? Allora il PNR vuoi i soldi, le tranche, cioè allora deve essere anche questo, la famosa logica del pacchetto. Però vi dico già da adesso che l'analisi che ha fatto il nostro amico dell'ascoltatore è perfetta, cioè è uno strumento, ormai il MES, che servirà solo per aiutare le banche tedesche con anche i soldi nostri. Ecco questo perché? Perché il MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità, che è figlio dei vari fondi salva stati, eccetera, è nato in un momento in cui, vi ricordate, la Grecia aveva bisogno, eccetera, esatto, e si è attivato. Poi però dopo è arrivato Draghi, che ha fatto il quantitative easing, cioè serviva il MES per dare sostegno finanziario ai paesi che non avevano più accesso ai mercati finanziari, cioè la Grecia non aveva più accesso ai mercati finanziari, allora arrivava il MES e ti diceva: ti ridò io a queste condizioni. Con l'avvento del quantitative easing, che cosa è successo? Che la Banca Centrale ha detto: li compro io i titoli che tu emetti se non hai accesso, praticamente ti sostengo io, ti calmierò io i tassi, ti calmierò io lo spread, va bene? Quindi il MES ha finito in quel giorno di però tutti tengono famiglia, come si dice in Italia, e siccome il MES è un carrozzone di 400 e passa persone con sede a Lussemburgo, gli hanno dovuto trovare una funzione, un'attività. E allora prima si sono inventati, vi ricordate, il MES sanitario, no? Che è assurdo, perché negli ultimi 10 anni, 15 anni ci hanno fatto tagliare 37 miliardi di spesa sanitaria in Italia, ve lo ricordate, no? Faceva parte delle condizioni, voi spendete troppo, eccetera, e adesso, guarda caso, fino a un anno fa ci volevano offrire proprio quei 37 miliardi per mettere in piedi un sistema sanitario che abbiamo visto purtroppo con la pandemia, quello che è venuto. Ecco, come dire, dice: ah sì, voi avete un sistema sanitario sottodimensionato, ma come ce l'avete fatto tagliare voi per 37 miliardi, adesso ce li date con condizionalità? Cioè sono delle cose assurde. Io spero che i cittadini gli venga l'orticaria sentendo queste cose. Dopodiché il MES, ripeto, non ha più nessuna funzione originaria, proprio perché c'è la BCE che fa il suo lavoro, ce lo vogliono imporre perché il MES è una forma di controllo sui vari paesi, sovranazionale. Allora io dico: ma signori, siamo tutti convinti, siamo tutti certi, perché è così, che in Europa esistono 27 paesi democraticamente eletti a suffragio universale? Vi risulta? Sì.
Va bene, mi risulta di sì, che non ci siano dittature, che non ci siano... Ecco, perfetto. Allora, se partiamo da questo presupposto, ci sono dei governi legittimati dal popolo, dai rispettivi popoli, perché ci deve essere qualcuno al di sopra, non eletto ma designato, che invece dice quello che deve fare da quello che non deve fare, con l'aggravante che se quel governo è dello stesso colore della commissione, allora chiudono non un occhio, ne chiudono 3 di occhi, non 2. Vabbè. Mentre invece se quel governo, come in Italia, non è dello stesso segno, ci bacchettano con la frusta e col mattarello ogni minuto. Ecco, questa è la verità, perché questo sta avvenendo, no? Assolutamente d'accordo, onorevole, assolutamente. Io farei così, prima di Comunque vi salutarla, posso dire in prego. anteprima una cosa sul Ci MES, dica. ci sarà sicuramente un dibattito parlamentare, ci sarà un voto, state sicuro. Io personalmente purtroppo non posso votare in Italia perché sono deputato al Parlamento europeo, ma vi garantisco che i nomi che sono stati fatti prima, Alberto Bagnai, Claudio Borghi, votano no, ci butto la testa sopra, state certi. Io non lo so che cosa faranno gli altri componenti del governo, ma a mio avviso ci saranno grossissimi problemi e ci saranno anche dei voti trasversali, va bene? Perché sicuramente il PD, lo sappiamo, voterà sì, ecco, 5 Stelle non lo so quello che farà, la Lega, la stragrande maggioranza voterà no, e vediamo Fratelli d'Italia, si potrebbero creare enormi tensioni, io lo dico già da prima, sono realista, non metto la polvere sotto il tappeto, io già ve lo dico da adesso. Grazie per questa anticipazione. Io poi, onorevole, volevo anche leggerle tantissimi messaggi rivolti a lei, ma soprattutto di complimenti. Facciamo così veramente in 10 secondi. Per esempio, vedo qui giù ci sta scritto: l'onorevole Rinaldi è una grandissima persona, pulita, lucida, onesta e obiettiva. E poi, per esempio, sulla guerra in Ucraina, viva l'onorevole Rinaldi, questo credo Silvio da Brescia, ecco. E però tanti altri messaggi, per esempio, vedo anche questo sull'asta che c'è stata. Ecco, ieri emessi 1 miliardo di titoli da Banca Depositi e Prestiti, richieste per 4 miliardi, e poi ci menano un tolone col MES. Ma Questo io Roberto voglio La Spalla. ribadire un concetto, noi siamo un paese di grandissimi lavoratori, lo siamo sempre stati, siamo persone che si sono rimboccate le maniche e non si sono mai tirate indietro, noi abbiamo bisogno di lavorare, questa guerra ci ha rovinato, specialmente certe aziende, le ha messe in ginocchio, noi vogliamo lavorare in pace, vogliamo la pace per poter lavorare e lavorare con tutti, noi siamo amici di tutti, vogliamo lavorare. Mi permetto modestamente di dirlo, ho 68 anni, ho sempre lavorato e quindi so che cosa significa il valore aggiunto del lavoro per tutti. Se tutti lavoriamo siamo tutti contenti ed è giusto che tutti quanti lavorino. Questo è il mio concetto. Questa guerra ha rovinato delle aziende, ma le ha messe in ginocchio, ma è giusto. E attenzione, non avevano nessunissima colpa queste aziende, perché vede, se quell'azienda chiude per mala gestio, allora è un conto. Ma aziende andavano benissimo e si sono ritrovate dalla mattina alla sera senza le commesse e nessuno gli ha dato un centesimo per dire io ti rifondo. Sì, verissimo. Non va bene così. Noi dobbiamo puntare alla pace per poter continuare a lavorare. Ripeto, gli italiani sono dei grandissimi lavoratori, fateci fare quello che noi sappiamo fare. Assolutamente sì, d'accordissimo con lei, onorevole. Io la ringrazio non solo per i suoi interventi, anche per questa anticipazione che lei ci ha fornito a proposito del MES. Poi le avrei voluto chiedere quelle che sono state le conclusioni proprio del convegno Politiche per un mondo nuovo che si è tenuto venerdì a Siena, in cui lei era relatore con gli onorevoli Bagnai e Borghi Aquilini, ma magari facciamo un'altra volta, se ci può dare un flash. Prego. Allora, oltre a dire esattamente quello che ho detto adesso, abbiamo anche detto che l'Europa, nel momento in cui va dietro alle auto elettriche senza sostenibilità, ai cibi sintetici, cavallette, cose, eccetera, il vino no perché fa male, eccetera, tutto quanto, mi dispiace, si allontana rispetto ai cittadini. Noi invece vogliamo un'Europa che sia espressione dei cittadini, non che si imponga ai cittadini delle cose assurde, perché queste sono cose assurde. Mi sbaglio sempre, scusatemi, è domenica mattina, perdonatemi. No, la classificazione energetica degli edifici, va bene? Ecco, quella è una cosa assurda, 12 milioni di edifici in Italia, poi sappiamo, insomma, l'Italia ha un patrimonio inestimabile al mondo. E qui concludo dicendo, prima avete detto una cosa giusta, sacrosanta, l'Italia è sicuramente il paese più ricco del mondo, apposta facciamo gola tutti quanti, vogliono qui a venire, vengono a fare shopping a buon mercato come se l'Italia fosse un outlet a cielo aperto. Noi questo
lo difenderemo fino alla fine e lo dobbiamo fare, scusatemi, per quello che hanno fatto i nostri padri che si sono rimboccati le maniche col sudore, va bene, e lo dobbiamo fare per lasciare questa Italia ai nostri figli. Quindi noi la nostra parte la faremo. Se tutti gli italiani fanno la loro parte, abbiamo vinto. Grazie ancora professore per la chiarezza e soprattutto poi per la fermezza con cui ha difeso queste posizioni. Grazie, speriamo di riaverla Grazie a voi. presto. In bocca Buona al lupo per domenica. tutto. Grazie, buona domenica Grazie. onorevole, grazie. Grazie. Io mi scuso con voi perché ovviamente qui c'è un altro oceano di messaggi, faremo così che magari poi vi rispondo con le note vocali dopo. Certo è un peccato perché sarebbe meglio commentarli tutti assieme, però vedete le 2 ore come volano. Grazie ancora, buona domenica, buon 1° maggio e ovviamente mi scuso con gli speaker dei programmi successivi perché abbiamo causato questo ritardo. Grazie ancora. Avete ascoltato Radio 7, la settimana politica